Comunque è briscola. Esatto, è l'asso a briscola. Ok. No, è una stella doppia perché noi in cielo non la vediamo doppia, ma con un telescopio come questo riusciamo a distinguere la luce e vedremo l'effetto che fa vedere due stelle che ruotano una intorno all'altra di natura diversa, e poi vi spiegheremo un po' certe particolarità di questa cosa. Poi Eh sì. galassie, nebulose, ammassi di stelle, è tutto quello. Eh sì, perché la scienza è bella quando la si vede, quindi non spoileriamo troppo, poi dopo punteremo e vi diremo di più di questi oggetti che sono particolari. Solitamente noi a occhio nudo non ce ne rendiamo conto di quante cose ci sono lassù. Questa sera invece insieme faremo un excursus su tutto quello che sappiamo dell'universo. A modo nostro, quindi, come ho detto prima, non si vive solo di scienza. Questa sera tra la cricca di scienziati abbiamo però anche un accompagnatore, Giampaolo. Giampaolo ci accompagna alla chitarra per tutta la sera e farà un po' il mood. Fate un applauso a Giampaolo. Ho fatto mettere le luci sopra, non inquadrate, no?
Oh, sono sempre io, Alessio, la vostra voce di campo. Attualmente mi trovo al banchetto Ideas, all'ingresso, dove abbiamo un po' di merch. Ce lo racconta Alessandro, che è una new entry di Ideas. Alessandro, che ci troviamo qui al banchetto? Abbiamo delle bellissime magliette Ideas di 3 diversi colori, bianche, rosse e verdi, molto belle, con anche delle grafiche dietro di un bellissimo cerca l'onda perfetta. Anche delle tazze che sono lavabili in lavastoviglie, quindi perfette per il caffè la mattina classico, ce l'abbiamo bisogno. Delle meravigliose shopper, che insomma, anche quelle di Ideas, e delle penne per fare le prove matematiche. Noi siamo fisici, quindi abbiamo bisogno come... Che vedo non sono dei bicchieri, come funziona? I bicchieri possiamo prendere? Sì, i bicchieri sono con le box, sono riutilizzabili, hanno diritto a un bicchiere di vino oppure volete... Oh, quindi affrettatevi pure qui, venite allo stand Ideas, c'è il vino. Ora, io penso che la fisica e l'astronomia vada fatta con il vino, come le fanno i greci una volta. Cioè, avete presente le costellazioni? Per alzare di mano, tanto io vi vedo, voi non vedete me, ma chi sa cosa sono le costellazioni? Alzate la mano, pubblico. Poche persone. L'avete mai sentita tipo l'orsa maggiore, l'orsa minore? Qualcuno ha mai provato a flirtare con voi dicendo guarda lì, quella è la mia costellazione preferita? A quanti è capitato? Ho visto più mani alzate, vedo che ci stiamo... Oh, le costellazioni in realtà sono come le stelle appaiono nel cielo. Ora non si vedono, poi ci ritorneremo dopo. Però a me ha sempre fatto ridere personalmente, perché le costellazioni, diciamo che a livello scientifico hanno poco valore, perché è realmente come le stelle appaiono nel cielo, però non significa che quelle stelle effettivamente siano vicine. Semplicemente ci appaiono lì vicine, magari una si trova lontanissimo, però anche molto più luminosa e si vede lo stesso, però nel cielo stanno vicine. Quindi sono stelle che effettivamente non servono, non sembrano avere connessione, però noi le vediamo vicine. I greci le vedevano vicine e avevano notato che dei gruppi di stelle vicine nel cielo facevano dei disegni. Sembravano un leone, sembravano una bilancia, sembravano Orione, tutti i membri del Pantheon greco, e l'hanno iniziato a chiamare così. Guarda, là c'è Orione, là c'è il leone. Ora io non so se ci abbiamo... Non so se c'è... Chi è che comanda qui lo schermo? Andre, me la mandi una mi mandi la costellazione del leone, per favore? Ce l'hai in stock? Ci lavoro. Grazie, grazie. Ci torniamo. Appena me la mandi continuo, perché è interessante questa cosa e c'entra col vino, quindi tenetevi pronti. Non sarà una cosa molto seria. Arrivo, Sì, no, ma tanto guardate la luna. Stasera non c'è, però noi l'abbiamo portato lo stesso. Comunque un'altra idea che possiamo fare, siccome facciamo un evento a settimana, facciamo la foto alla luna in ogni fase. Ah, bello, Perché non ci abbiamo pensato? L'anno prossimo. Sì. Quando tornerete l'anno prossimo ci avremo questa La fase crescente. Pensiamoci. Il leone mandami per favore, perché è funzionale ai fini del racconto. Non posso inquadrartela con il telescopio perché ovviamente la costellazione è fatta da tante stelle distanti. Te la cerco su internet, per favore. Certo, sì. Tra l'altro chi è del leone? 1, 2, 3, un dito puntato verso persone che alzano il dito. 4 persone del leone. Il leone quindi siete nati che è d'estate. D'estate, Come faccio? Ora non vi farò la cosa, l'oroscopo. Però sappiate che durante quel periodo, almeno ai tempi dei greci, si vedevano. Oh, ecco. Immaginate i greci, perché io dico facciamo l'astronomia come la facevano i greci? Perché questo... Ce la fai a mandarmi a schermo intero, Andrea? Oh, i greci hanno detto guardate lassù nel cielo che c'è. Zoom. Un leone. Ora, che alzi la mano chi ci vede un leone qua. Ce lo vedete voi il leone? Insomma.
Ecco, i greci dicevano, oh, 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 stavano magari, ecco, immaginate questa scena un po', non so, amena, tutti seduti al focolare, eccetera, guardavano su nel cielo, all'epoca, capirai, non c'erano luci, si vedeva tutto bene, e dicevano, oh, questa è la costellazione del leone, a me sembra più un topo. E per questo io deduco, questo non è provato assolutamente storicamente, eccetera, però secondo me i greci erano ubriachi mentre facevano le costellazioni. Quindi sappiate che i leoni che prima hanno alzato la mano, questa è la vostra costellazione. Poi traete le conclusioni che volete.
Se vi state chiedendo che stiamo facendo è che noi manipolo di scienziati non abbiamo pensato al fatto che io ora non leggo le mie note. Stiamo cercando di risolvere questa cosa. Ora sono qui col presidente dell'associazione Ideas, associazione che ha organizzato tutti gli eventi di oggi, Mario, ma per gli amici Marieddu. Marieddu, ci racconti un attimo un po' come è iniziata Ideas? Tu sei stato lì ai primi eventi, giusto? Sono stato lì dagli esordi quasi 10 anni fa. E qual è stato il primo evento di Ideas? Si svolgeva? Il primo evento di EAS fu una cosa molto carina che fu organizzata al Liceo Abruzzo di Quartu. Quindi IDEAS è nata a Quartu quasi 10 anni fa. Sostanzialmente nacque dall'idea del professor Antonello Murgia, che è seduto lì in fondo, che sta servendo cibo e vino al banchetto, e la sua idea fu quella di... La sua idea fu... Aspetta, la posso tenere, va? La sua idea fu quella di riportare un gruppo di giovani scienziati e scienziate che avevano studiato al liceo Abruzzo. Dove mi devo mettere? Aspetta, metto qua, guarda. Ma funziona anche questo? No, non funziona anche quello. Quindi un gruppo eravamo in tre, eravamo io, Riccardo, che è qui da qualche parte, e un'altra nostra collega, Francesca Lepori. Eravamo tre ricercatori e ricercatrici che avevano studiato al liceo Abruzzo. E l'idea di Antonello fu quella di farci tornare nelle scuole, nel nostro liceo, per raccontare agli studenti, alle studentesse più giovani di noi, che cavolo facevamo noi come ricercatori.
cosa significa essere ricercatore, cosa abbiamo fatto dopo il diploma, cosa abbiamo studiato, come abbiamo studiato e com'è che da laureati in fisica siamo poi diventati ricercatori e ricercatrici. Io a Bologna, Riccardo era a Trieste, Francesca era altro, forse neanche lei a Trieste. E questo fece un po' da trigger, come si dice in italiano trigger? Da inizializzatore diede il via, perché sperimentammo un modo un po', come dire, diverso di parlare di quello di ricerca. Abbiamo costruito una sorta di campo aperto, di arena, in cui, non di arena, di un sorta di sistema in cui che è una divulgazione in cui noi spiegavamo a chi è più giovane, chi è ancora al liceo, cosa facciamo, cosa non facciamo, cos'è la fisica, cos'è l'astrofisica, cos'è una stella e quant'altro. Giocavamo più sullo lo scambio paritario. Io ti dico cosa faccio, tu mi dici cosa fai, ti faccio una domanda, tu mi fai una domanda e scambiamo idee, scambiamo conoscenze. Quindi è un modo un po' diverso dal solito di raccontare ciò che facciamo e di raccontarci. Sta cosa funzionò molto bene, la facciamo un secondo anno e la facciamo non soltanto 10 anni, no, tra un anno sono 10 anni, quindi 2016. Sì, perché l'anno prossimo facciamo 10 anni. La facciamo un secondo anno, andammo anche a Sassari, ospiti del professor Andrea Pilluso che è qua, ma chissà dov'è. Dove stai? Ah, eccolo! Andiamo anche a Sassari, quindi andiamo anche all'estero a portare questo format. E quindi col tempo questa roba qua ha funzionato e ci siamo evoluti in un'associazione, ovviamente, per provare, diciamo, a uscire, diciamo, continuare a farlo nelle scuole ma andare anche oltre. Quindi non solo nelle scuole, ma anche nelle piazze, nei paesi, nelle città, nei nuraghi, dove capita in sostanza. Grazie Marietto. E guarda adesso l'associazione quanti passi ha fatto. Dall'epoca ci siamo allargati, abbiamo molti iscritti nuovi, abbiamo continuato a fare eventi in Sardegna, abbiamo cercato di portare gente da fuori in Sardegna e io fui uno di questi, cioè io non sono proprio di qua di Quartu, non so se l'avete capito. Non si capisce assolutamente, però attenzione, mia nonna è di Quartu, quindi io sono per un quarto di Quartu, quindi un pizzico, questa è anche terra mia, terra di nonna. Posso restare, grazie mille. Però è stato anche questo un obiettivo dell'associazione, cioè allargarsi, portarla fuori dai confini della Sardegna, ma comunque facendo eventi in Sardegna. Per la prima volta quest'anno abbiamo fatto anche eventi fuori dalla Sardegna, abbiamo iniziato e sta proseguendo in realtà una residenza artistica col Museo Nivola di Nuoro. Mi sentite? Sì. Ah, esatto, quello lì, sì, ho capito, volume. Ho detto no, abbiamo già alzato il volume qua. Ci fanno chiudere se no, diventiamo tipo festa. Esatto, sì. No, il museo Nivola di Nuoro. Oh no, dico male. Orani, ok. Vi dico la verità, non sto capendo che cos'è Orani, spiegatemi. Questo vuol dire dibattito. L'abbiamo detto fino ad adesso. Allora, io dopo vi spiego le stelle, poi mi spiega che è Orani. Signora, si può prestare a questa cosa? Che cos'è Orani? Lei me l'ha detto. No, io non conosco, però forse qualcosa di... La signora, lei che mi ha urlato Orani. Chi è che mi ha urlato Orani? È Nivola, è al paese di Orani. Ma è in provincia di? Nuoro. Ah, allora ci ho preso, dai, un pochino. Avete voluto precisare. Vabbè, è giusto. Diciamo le cose come stanno. A Orani, vicino. Ditelo voi. Grazie. Commentatore alla radio
Allora, signora, come si chiama lei? Bernarda. Signora Bernarda ci fa notare che iniziano a uscire le stelle. Ed è vero, questo era un trucchetto, bieco trucchetto per farvi aspettare che facesse buio, perché se no le osservazioni non le facciamo. Che non è vero in realtà, perché in passato abbiamo fatto anche le osservazioni del sole, quindi lo sapete che si può osservare il sole? Lo sapevate? Beh, innanzitutto lo osserviamo tutti i giorni, su questo rendiamocene conto. Però esistono dei telescopi che riescono a osservare il sole. Ve lo immaginate qual è il problema del sole? Che se lo proviamo a guardare ciechiamo, troppa luce. Per i telescopi è lo stesso, li friggi. Quindi devi fare dei telescopi molto particolari, molto anche costosi, perché hanno tutta una tecnologia loro che evita che vengano bruciati dal sole. Facciamo anche questo di Ideas, non oggi, come capite bene dal momento della giornata, però sì, aspettiamo che escano le luci. In realtà inizieremo tra poco, ecco, non voglio tenervi troppo con me in sottofondo che blatero, però volevo dare il modo a tutti quanti di poter prendere il proprio smuzzu, avvinazzarsi e mettersi comodi per vedere lo spettacolo. Tra l'altro sì, oggi non ci sono nuvole e con tutto il vento che c'era, meno male, insomma, ci ha portato via le nuvole, non c'è la luna. Oggi, se Andrea si merita il suo dottorato in astrofisica, ci fa vedere un po' di cosette carine. Non credo così carine, devo dire la verità, non so quanto è buono quel telescopio. Andrea, mi senti, Andrea? Sì, Eccoci, mi senti? Allora, ma noi stiamo facendo pubblicità occulta o pubblicità esagerata? Oppure vediamo queste cose stasera? Però non dirlo troppo, se no... No, le diamo, Se le no vediamo. poi la gente se ne va, perché dice, l'ho visto, ho finita qui. Invece No, no. le vediamo, però questi dovete immaginare che questi sono sono foto fatte dai telescopi migliori che l'umanità abbia mai costruito. Noi questa nebulosa che vedete adesso, che è appena passata, la vedremo diversa, perché abbiamo comunque dei mezzi limitati. Non abbiamo un telescopio che sta fuori dall'atmosfera terrestre ed è perfettamente calibrato e tante cose, ed è molto più grosso. E noi non ce lo possiamo permettere, questa no, è la verità. no, No, lo decisamente smurzo, ci dobbiamo alzare i prezzi dello smurzo. no, sì. No, però ecco, questi sono fatti in realtà vi dico questa chicca, vi do un po' di anticipazioni. Queste sono tutte immagini fatte col satellite Hubble, che è uno degli strumenti di punta con cui noi astronomi... io non mi sono... Lo dirò tra poco, però vi do anche questo spoiler. Quelli che stanno allo smurzo non lo sapranno, rimane un segreto tra noi intimi. Io sono astrofisico e uso gli strumenti con cui poi alla fine finiamo a fare queste immagini. E quelle che fa queste immagini è un satellite che si chiama Hubble. E è importante che sia un satellite in realtà. Un satellite in realtà ci dà dei vantaggi a noi astronomi. Proviamo a pensare un po' quali sono questi. Signor Bernardo, lei mi guarda, lei un po' lo sa, lei non lo sa. Sta aspettando la mia risposta. Vabbè, allora vi do un indizio. Allora, innanzitutto uno dei problemi principali di noi che vogliamo fare le osservazioni è il sole. Banalmente, noi non possiamo fare osservazioni delle stelle di giorno, che vuol dire che metà della giornata non è disponibile per noi. Che a volte non è un problema, ma perché ci possiamo organizzare facendo delle osservazioni di notte. A volte però è un problema, ecco, io vi ho detto sono un astrofisico, in realtà vi do un dettaglio in più, sono un astrofisico che vede le cose che scoppiano nel cielo e quindi stanno nel cielo per poco. Se queste cose mi scoppiano col sole, per me è un guaio, perché io non le posso vedere solo dopo un po', dopo che cala il sole, e però già se ne sono andate via. Come dei fuochi d'artificio fatti di giorno. L'universo ci fa questi scherzetti a volte, ce li manda di giorno e noi non li vediamo. La cosa bella di avere un satellite è che non è mai notte per un satellite. Un satellite può osservare continuamente lo spazio e questo è sicuramente un vantaggio. E in più c'è il vantaggio che con gli osservatori da Terra abbiamo una serie di effetti, per esempio dati dall'atmosfera, dall'aria, dal vento, che ci rende l'immagine più bruttarella, perché la luce, l'aria che si muove fa degli effetti che peggiorano la qualità dell'immagine e noi viviamo di qualità di immagine, per cui avercelo oltre l'atmosfera ci permette anche di evitare tutte queste contaminazioni. Però non è tutto bello dei satelliti. Il brutto dei satelliti è che è difficile mandarli in orbita e quindi la camera, immaginerete, non è grande, non è enorme
e quindi siamo limitati per esempio dal fuoco, che insomma avete mai sentito la focale, queste sono cose anche comuni per chi maneggia le macchinette fotografiche, ecco, siamo limitati da quel punto di vista. Gli osservatori a terra hanno dei telescopi anche con decine di metri di diametro, di apertura. Hubble, non so, Andrea, sai quant'è l'apertura di Hubble? Andrea che sta cercando 2 metri. 2 metri. La pupilla del telescopio è 2 metri. Ma aspetta un attimo, ma lo sapevi veramente? Sì. Non hai cercato su ChatGPT? No. Cioè tu lo sapevi veramente? Ma fai un applauso a Andrea, bravissimo! Ma sa tutte queste cose! Mamma mia Andrea! Se lo merita. Ah, devi sapere per questa chicca, il capo di Andrea è qui presente oggi, quindi Andrea ha studiato. Quindi, ecco, se volete dare una mano ad Andrea, Andrea è un dottorando, poi si presenterà bene, no? È un dottorando Sì, che ogni perla di astrofisica sono 5 euro. Grazie. No, io intendevo, tu, cioè il tuo capo qui, tu sei un dottorando, lui gli dobbiamo far bella figura stasera Andrea, quindi fategli le domande, però poi magari ditegli pure voi le risposte, non lo so, aiutatelo in qualche... fategli fa bella figura, perché pure Andrea vuole laurearsi. Oh, rieccomi. Sono qui col signor Antonello. Molti lo conosceranno come professor Murgia, Ex professore. ex professore in pensione, che è quello che, diciamo, la persona che Mario, il presidente di Ideas, prima ha citato come un po' lui ha detto il trigger, insomma, la persona che ha portato a tutti questi eventi oggi. Ah, Antonello, dimmi un po', com'è andata quella volta? Tu avevi visto questi ragazzi, li avevi visti appassionati di scienza e hai visto qualcosa in più, una scintilla, com'era andata? Beh, più che vederli, uno non ce l'avevo in casa, l'altra la conoscevo perché era un'alunna del Bruzzu e l'altro è stato un mio alunno, Mario, che ho avuto per 3 anni al liceo classico allora. Quindi loro erano studenti di liceo quando avevano iniziato? Sì, no, ti porto qua, così siamo. La gente almeno ci vede, se no non prende il microfono. Bisogna di andare sul palcoscenico. No, vabbè. Cosa vuoi sapere? Voglio sapere, tu che ci hai visto questi ragazzi? Cioè, tu sei stato il Nick Fury di Ideas, che tu sei stato quello che ha visto le persone. Lo sai chi è Nick Fury? Non lo sai? È quello di Marvel che è andato a fare gli Avengers. Ha preso Hulk, ha preso Thor, hanno detto voi qua fate il mondo, salvate il mondo. Tu hai preso questi scienziati in divenire, perché erano studenti di liceo, e hai detto
tornate qui e spiegateci adesso che magari li state studiando all'università queste cose, spiegateci un po' cosa sapete, cosa vi piace. Ma in realtà la cosa era molto semplice, cioè io conoscevo sia Mario, sia Franca, e poi ovviamente Riccardo, che hanno studiato tutti nel liceo in cui io insegnavo allora. E l'idea molto molto semplice era quella di riportare, dopo anni che loro avevano passato fuori come ricercatori, nel loro istituto, cioè il liceo Abruzzo, perché erano tutti provenienti, la cosa particolare era che erano tutti del liceo Abruzzo, a raccontare quello che stavano facendo. Quindi mi sembrava una cosa così divertente, stimolante per i ragazzi che allora avevo e la cosa ha avuto successo, tra l'altro con un titolo che qui si è rivelato anche vincente, Ritorni al futuro, perché loro ritornavano dopo anni nei banchi di scuola dove avevano studiato a raccontare ai loro equivalenti, insomma, di quegli anni, ai ragazzi, quello che poi si prospettava anche per loro. Ok, grazie mille Antonello. Fate un applauso ad Antonello che è stato... Mi piace questo, il Nick Fury di Ideas, ci può stare. Il primo che ha messo in moto la macchina e che oggi è arrivato qui. Allora, che ore sono? Ricky, mio orologio, che ore sono? Sono le 9. Allora direi un paio di minuti e partiamo con Quartus de Scienza. Allora, stiamo iniziando, invito le ultime persone mancanti ad avvicinarsi qui all'albero, al palco, non so come dire, facciamo all'albero. E partiamo.
in un raggio e notti fui godendo. In un luogo e mondo, sarà e notti, chi votta friscura. Niente mi paria s'orizzonte, e mistero su gelu e sa natura. E pensenti a sa vita tutta intrea, me begna conca, devo l'interrogare. Un'istella lontana e tremulea. Poi a uva de pandai. Un uvago avetto, ma non c'è sta risposta. E fui già entrando, a volotto, quando sa stella m'ha fatto una proposta. Non rivigmi sì, picciocco, a su connotto. De somini pisano baia frusa, issu a su universali vaula. Si buru a s'arroganza chiedo scusa, dettando e movi a sa vera paraula. De un'era Noa a Lula, da io non io. E a questa idea non rifacca scrittica. Casa scienza, su mondo, dari un io. E su chi da intreulau, e su politica. Riccardo Murgia. Chitarra Giampaolo Pillosu. Continuatelo per Augusto Murgia, che ispirato da noi questa sera ci lascerà un disegno. Vi presento brevemente Ricky. Riccardo è ricercatore all'Università di Cagliari, uno dei membri fondatori di Ideas, esperto di cosmologia e cerca di indagare il passato del cosmo. Cercatelo sui social se volete un po' di scienza in sardo, The Sardinian Cosmologists. Prima di iniziare lasciatemi raccontare un attimo una storia un po' che serve per presentarci a questo evento, ok? Allora, io sono Alessio, come avrete sentito ero la vostra voce fuori campo, quello che mi mandava allo smurzu, quello che vi raccontava un po' di cose. Io in realtà fui dottorando in astrofisica, da poco dottore, e sono qui come grazie. Sono qui oggi con il compito di essere il conduttore di questa serata e fatemi iniziare e raccontarvi un po' quando io ho iniziato Ideas. Io ho iniziato nel 2023, ero a Cagliari ed era maggio, ero qui in concomitanza di un evento importantissimo, era per partecipare al simposio dell'Einstein Telescope. L'Einstein Telescope è un esperimento importantissimo nella comunità astrofisica, sarà un rivelatore di onde gravitazionali di ultima generazione e la comunità sta cercando in tutti i modi di portare questo esperimento in Sardegna. Per cui noi, giovani scienziati e scienziate, veniamo dall'Aquila dove ho fatto il mio dottorato, siamo venuti qui a Cagliari per assistere alla parte un po' più ufficiale, la parte scientifica dell'incontro. Però poi da lì non eravamo contenti perché l'Einstein Telescope non è soltanto la scienza, ma anche le persone che ci sono dietro. E quindi abbiamo deciso di salire in macchina, partire da Cagliari e andare in giro per Bidde in realtà. Quell'evento fu il nostro primo Scienza in Bidda. E andammo in giro, andammo nei posti
dove probabilmente Einstein Telescope verrà fatto se la Sardegna verrà selezionata, che sono Bitti, Lula e Onanì. Andammo anche a Jersu, girammo, parlammo con le persone, perché volevamo capire come noi scienziati potessimo dialogare con le persone qui in Sardegna e come creare un ambiente che potesse far sì che entrambi potessero giovare da questa opportunità. Questo era l'obiettivo. Ve lo racconto perché quando facemmo, diciamo, il prototipo di Scienza in Bidda, andammo a Jersu. A Jersu ci fu un evento in una bidda a bere vino, ve l'ho detto, questo sarà un minimo comune denominatore delle nostre serate. E in quella sera a Jersu prese la parola un signore, si chiama Peppino Mura. Il nome non vi dirà nulla magari, perché Peppino Mura era semplicemente un signore che era lì, che è venuto a sentirci a Jersu in uno dei nostri interventi di dialoghi di scienza, come siete voi stasera. Peppino era seduto davanti a noi, prese la parola e dialogò con noi, ci disse: io spero che questa opportunità riesca a venire in Sardegna per attirare, insomma, scienziati, per attirare possibilità, in primis anche per le persone che li abitano quei posti. Era quello che noi promuovevamo. Peppino rimase colpito si fece l'intervento, insomma, noi rimanemmo colpiti dalla sua premura e dalla sua delicatezza. Peppino rimase colpito dalla nostra voglia, insomma, di portare la scienza in Bidda, e Peppino ebbe il piacere di scrivere una poesia, che è la poesia che Ricky ha recitato poco fa. Un applauso per Peppino Mura da Jersu. E continuatelo questo applauso, perché questa sera inizia la nostra rassegna di eventi estiva Quartus de Scientia. 4 eventi in 4 location esclusive a Quartu. Cosa volete di più? E voi siete qui con noi nella nostra prima tappa al Nuraghe-Diana, una bellissima cornice per parlare di scienza. Questo che vi ho raccontato adesso era una piccola storia, però è una piccola storia che mi viene utile per introdurvi cosa siamo noi di IDEAS. In realtà IDEAS è incontri di divulgazione e astrofisica in Sardegna, ed è fatta da scienziati, da appassionati, da persone che hanno a cuore raccontare sostanzialmente storie e creare ponti tra le persone. Siamo un'associazione, diciamo, di studenti di tutti i tipi, professori in realtà anche, e siamo accomunati da un ideale che è un ideale sostanzialmente di rivoluzione, una rivoluzione che però parte da dei capisaldi. I capisaldi sono qui, il cielo, la musica, il vino e il dialogo con voi. Quindi questo è il primo evento, Quartus de Scientia, e ora partiremo con la scaletta più scientifica, diciamo, più incentrata sullo spazio e sul dialogo scientifico. Prima però, permettetemi di fare una marchetta ai nostri futuri eventi. Come vi ho detto, Quartus de Scientia oggi è la prima tappa qui al Nuraghe-Diana, ce ne sarà una seconda che sarà il 30 agosto, ore 18, sempre a Quartu, al Parco di Molentargius. E vi annuncio anche un altro evento di un altro tipo di serate, che sono le Scienze in Bidda. Saremo a Carbonia, ve l'avevo già un po' spoilerato prima, saremo a Carbonia il 29 agosto, porteremo un format simile, avremo sempre la meditazione, avremo sempre le osservazioni, discuteremo di diversi tipi di scienza lì. Quindi siete tutti invitati a seguirci, montare in macchina, venire con noi a Carbonia, portare la Scienza in Bidda tutti insieme, e seguiteci sui social, IDEAS su Instagram, su Facebook, per rimanere aggiornati su qualsiasi nuovo evento e sui prossimi eventi che avverranno proprio a Quartu. Vi ricordo che per la prima volta oggi abbiamo una regia, stiamo facendo controprogrammazione alla Rai stasera, abbiamo una regia e siamo in diretta live su YouTube attualmente, quindi io vi invito anche
a seguirci se non potete venire con noi su YouTube per le prossime volte. Ci trovate lì. Fatemi fare anche dei saluti istituzionali, perché senza l'aiuto e il patrocinio di vari enti non avremmo potuto organizzare gli eventi di questa sera. Lasciatemi ringraziare per il patrocinio del Comune di Quartu Sant'Elena, progetto Ripensare le città Quartu Estate 2025. Ringraziamo anche Patrizia Zungheddu, responsabile del sito Nuraghidiana. Ringrazio Marco Astori e Nicolò Di Perzio per il service e il supporto tecnico, l'associazione Oikos Cittadinanza Attiva per la collaborazione e l'organizzazione dell'evento di oggi, e ringrazio anche Daniele Martini e Augusto Murgia che si sono occupati della parte della diretta streaming. Un applauso. Non mi dilungo oltre, invito qui sul palco Riccardo e Mario per il loro intervento. Mi sentite? Bene, un attimo che mi sistemo, che non leggo e il microfono è troppo lontano dal leggio, ma nel mentre cogliamo questo momento per fare un altro grande applauso al presentatore ufficiale di Ideas, Alessio May. A noi Amadeus, Carlo Conti non ci insegnano niente. Collabora, ci siamo. Beni Beniusu e Beni Beniasa, grazie a tutti e a tutte per essere qua. Vi do il benvenuto a nome dell'associazione Ideas. Siamo un'associazione culturale senza scopo di lucro che ormai da quasi 10 anni, come vi dicevo prima, stiamo per fare una decade di vita. Portiamo in giro per la Sardegna la scienza, la cultura in modo indipendente, gratuito e aperto a tutte e a tutti. Però Ideas, sì vabbè, formalmente è un'associazione, ma per me, nella mia mente, nella nostra mente è più un esperimento, una sorta di esperimento culturale e sociale. È un esperimento che mette insieme tante persone diverse, tante persone che creano una rete di persone. Molte sono presenti qui, altre non ci sono, ma che è una rete che si estende ben oltre a poi chi è formalmente socio dell'associazione. Ed è quindi grazie a questa rete di amici, compagni e compagne sempre pronti a darci una mano che oggi, dopo 10 anni, siamo ancora qua, in attività. E in questa trasversalità abbiamo messo insieme persone dai posti diversi, creando poi una rete che prima di tutto è umana e poi anche professionale e culturale. E noi crediamo fortemente in questa rete umana e nella potenzialità della collaborazione tra persone diverse, di diverse origini, nate in posti diversi, che parlano diverse lingue, di diverso sesso, di diverso genere, di diverso orientamento sessuale, di qualunque unicità e sfumatura siano queste persone portatrici. E non entro nel merito perché tanto l'avete già visto da voi che siamo una gabbia di mati. E noi siamo Makusa Conca perché crediamo in una cosa molto semplice, che lavorando insieme il mondo, pian piano, partendo dalle piccole cose, lo possiamo cambiare, partendo dai paesi, dalle piazze, dal dialogo dalle persone, dalle piazze popolari, dai nuraghi, da diversi luoghi. La scienza in ogni luogo, ma non in ogni location. A noi si piace di portare la scienza in ogni luogo, in ogni vita, e si piace di fare in una maniera informale, imprendi ogni media, ogni mese, ogni lingua. E si commenti se uso in Sardegna, commenti vai uso
a questione di scienza vetti in italiano. O se pensaisi che sicuramente si storia cosa nostra non si dà conto nemusu. Si storia dell'Italia e dell'Europa si dà conto in italiano, ma a certi po' gusto si storia dell'universo non da volevo contare in sardo. Non so si vragiria da contare in vinasa in sardo. Eh sì, e quindi raccontiamo di scienza, di cultura, in sardo, in italiano, in inglese, in qualsiasi lingua sappiamo parlare. Da quasi 10 anni, l'anno prossimo festeggiamo 10 anni, quindi ci vediamo qua a festeggiare insieme. E 10 anni fa eravamo una barriga di giovani scienziati e scienziaras, che giovanissimi e giovanissimi ricercatori e ricercatrici che decidono di tornare nei banchi del liceo, il liceo Bruzzu di Quartu, è nata Quartu Ideas, perché volevamo cambiare il modo di far scienza, non di far scienza, di raccontare la scienza, di divulgare la scienza. Volevamo tentare un approccio diverso, un approccio alla pari, uno a uno con gli studenti, uno a uno con i professori e le professoresse del liceo. Un modo diverso, innovativo di spiegare cosa significava fare scienza, quindi fare cultura. Inizialmente parlavamo di fisica, parlavamo di astrofisica, di fisica delle particelle e poi abbiamo deciso di spaziare, perché con gli anni poi la squadra si è allargata. E abbiamo incluso diversi rami della cultura, del sapere, cultura in senso trasversale, perché ci siamo allargati, quindi oltre all'astrofisica e alla fisica adesso abbiamo esperti di chimica, di botanica, di geologia, di teatro, di canto, di arti figurative, di musica. Un applauso a Giampaolo Pillosu che ci sta accompagnando con la sua chitarra. Quindi ci piace fare questi grandissimi mischioni tra arte e scienza, perché non è il contenuto che conta, è il modo in cui scegliamo di condividerlo. Libero, collettivo e non competitivo. A noi si piace di ammesturai, si piace di vera ammesturai, meditazione sonora, astrofisica, ogni razza de unda, questo notti. Agatta esiste un altro luogo in suo mondo, in noi tenesi scienziausu, gente esperta de sound, tu si impari, questioni di ondas elettromagnetiche, ondas de energia, che ci pensare. Su V2 energia esti un V strano meda e dunque si piace di mera a mesturai, però siamo tutti accomunati dal fatto che puntiamo al successo, participio passato del verbo succedere. Se noi poi questo notti questo luogo spantoso meda, a Patrizia, a Nicolò, fino a sul comune del Quarto Santaleni. E nulla, si merano Miseo Verdiu. No, torrenti grazie a questa gente, Miseo Verdiu. Vai, fate un applauso che nel frattempo penso che cosa è successo. No, se ci pensiamo, grazie per essere qui, perché stiamo facendo succedere un qualche cosa di non particolarmente importante magari, però chi ci pensa punti 30 e plus anni, chissà classe dirigente chi deneusu, da Zeusu stiamo pregando che facciano succedere qualcosa. Sono 50 anni che non succede niente se non cose brutte, quindi facciamoci un applauso perché stiamo facendo succedere qualcosa e non è una cosa banale. Sì, quindi ci piace far succedere le cose, ma è anche importante specificare come le facciamo, con quale spirito le facciamo succedere queste cose. Le facciamo in un modo molto preciso, collaborando. Noi non crediamo nella competizione come motore del progresso, crediamo invece nella collaborazione come motore del progresso, nel lavoro fatto insieme. Crediamo nel lavoro fatto insieme, in una cultura che non esclude e non premia chi arriva prima, ma premia chi è disposto ad ascoltare, a prendersi cura e a costruire legami. E quindi abbiamo deciso di fare la nostra parte, piccola che sia, per cambiare il mondo in cui viviamo a partire dalla nostra isola. Abbiamo infatti
non il diritto, abbiamo il dovere di ripensare la nostra isola, casa nostra e la nostra libertà in essa. E la libertà non si dà, si costruisce giorno per giorno con la consapevolezza. E la consapevolezza nasce dalla cultura. E infatti, eccoci qua, ad incontrarci insieme per parlare di scienza, di arte e di cultura e per mischiarle tutte insieme. E chi ce lo fa fare? Di usare l'archetto? Nessuno. Infatti, scusa. Chini si duvai vai a nosusu scienziata sa. Desinciamo a chiai. Puro questo lo dico in italiano. L'avete visto? Gli scienziati e le scienziate assomigliano ad Alessio, assomigliano a tutte le ragazze e i ragazzi che ci sono lì a darvi il vino. Questi sono gli scienziati e le scienziate vere, gli altri è gente che molte volte si prende soltanto più che altro il credito dietro il merito per il loro lavoro. E quindi volevo fare ancora un applauso a tutti i volontari e le volontarie dell'Associazione Ideas che sono il futuro di quest'isola, i giovani studenti e studentesse universitarie non solo di fisica perché sono molto più avanti e molto più interdisciplinari di noi, quindi grazie anche a loro. Miseo Verdi again. Chi si vai a Isusu e Nosus puru desinciamacchiai po ciccai de comprendi si storia de dottusu si appostisi non ci lompeusu in ogni allogu po da contai a tottusu questa storia e po da contai a tottusu toccarà deus nau impreai d'ogni limba d'ogni mesu e deu mi diceva cattau quando seu besio a fora de questa isuledda deus eu torrau a Casteddu a postis de dojannus de disterru sulla Damini Vassau, come se ciccadori sull'Università di Casteddu, ma mi sono preguntato, ma come ti ha provato 2 anni subvivendi a fora? Però non ho rimpianti, poi quando ci sei bessiu a fora di questa isoletta, mi dicevo a gattau, chi non ci bessiamo a fora, questo learning by doing, questa scoperta del susardu, e voitta. Poi in queste scuole internazionali, in queste università, in centri di cicca, tutta questa gente, venite da ogni luogo in suo mondo, da ognuno, e stiamo vago commenti in un bar, prene in un bar, noi siamo tutti fonti, prene cultura, prene limba, tutto differente, tutto bella, e dunque mi seu agattau, che combirai in italiano, non fia samadessi cosa. E dunque apo intentau a minci bogai questa olieras italianas e a mi ponni isolieras a cosa mia, isolieras a cosa nostra, isolieras sadras. E con questa olieras sadras mi dicevo gattau dessa differenza a intre su cambio e intre altra cosa. E come ti funziona su cambio? Su cambio funziona la chiesti Apigai e Adonai. Apigai e Adonai. Apigai e Adonai. Quando questi scetti Apigai non diventa cambio, diventa colonialismo. E quindi vi invito tra l'altro a fare un applauso a Augusto Murgia che sta facendo un bellissimo disegno là. Dopo avvicinatevi e ammiratevi da vicino perché ne vale la pena. E adesso la finiamo con lo strollicumine. E quindi con questo spirito oggi proseguiamo nel viaggio di Ideas. Iniziamo il primo quarto di scienza e andiamo avanti in questo viaggio, in questo progetto, in quello che vi ho detto essere innanzitutto un esperimento. E quindi benvenuti e benvenute a tutte, siamo qui per ascoltare, per raccontare e per agire insieme. Benvenuti nel nostro esperimento. E adesso do la parola al presente. Ah, ecco, sei qua. Sono qui, grazie Mario, grazie Ricky. Allora, ci siamo arrivati al fulcro della serata, ora iniziamo a osservare il cielo. Abbiamo 2 metodi, seguitemi. Il primo c'è il buon Andrea che avete già imparato a conoscere, vi ricordo che il suo capo è qui stasera, mi raccomando, che farà una cosa, un po' un esperimento nuovo. Chi sarà il capo non lo diciamo, non lo potrete mai intuire chi è il suo capo in questo momento, lasciamolo perdere. Ma andando oltre,
Facciamo un esperimento perché con i potenti mezzi che Ideas ci fornisce riusciremo a proiettare quello che si vede dal telescopio di Andrea su praticamente quella vela di barca, perché non lo possiamo chiamare telo grazie al vento che c'è, però lì riusciremo a far vedere cosa punta Andrea e seguiranno delle spiegazioni di quello che riusciamo a vedere da noi qui, diciamo. In alternativa, se vi fa piacere fare proprio l'esperienza del telescopio, abbiamo degli altri telescopi da quella parte, dove invece in questo momento ci dovrebbe essere Mattia. Mattia? Eccolo là, non so se lo vedete, un applauso a Mattia laggiù. Vi punto, eccolo là, lo vedete Mattia? Eccolo lì, lì c'è il telescopio. Se volete, piano piano vi potete mettere in fila e andare a osservare col telescopio di Mattia con il vostro occhio. Altrimenti qui abbiamo Andrea che già ha iniziato a puntare. Incredibile. Andrea, mi senti? Ci sei? Voi mi sentite? Sì, ti sentiamo. Che cosa vede il tuo occhio di falco? Cosa vedono i vostri occhi di falco? cosa vi sembrano queste due cose? Voglio sapere dal pubblico. Pubblico, siete parte dell'esperimento, quindi alzate la voce. Che cosa vedete lì? Innanzitutto, che cosa riconoscete in questa immagine che si muove al ritmo del vento? Due stelle. Perfetto, Due sì. Qua abbiamo un microfono volante perché sennò magari non si sente. Ok, grande lì. Quale luce? C'è una luce, aspetta. È il proiettore. Quello è una luce necessaria. È una luce necessaria. Si vede, dai. Penso che si vede. Ok, l'hai zoomata? Perfetto. No, così è dezoomata. Dezoomata. Ti voglio fare perché quando zoomiamo un po' perde la qualità della foto, però vi vorrei portare un po' a spasso per il cielo, perché la cosa affascinante è capire dove stanno queste cose che vediamo. E questa stella doppia, come qualcuno ha detto, sono due stelle che forse girano una intorno all'altra, non riusciamo ancora a capirlo con le nostre... È oggetto di studio questa cosa. Queste due stelle sono la testa del cigno. E Alessio diceva, le relazioni non assomigliano a quello che realmente dicono di essere, tipo il leone. Però il cigno, vorrei spezzare una lancia a favore del cigno. Andrea, mi sembri R2D2. Aspetta, proviamo con questo microfono qui. Ah, scusate. Lo sai. Meglio? Perfetto, è il vento purtroppo. Nicolò, se mandi il micro, se riesci ad accendere il Kodokan, siamo in diretta, quindi il bello della diretta. Siamo in diretta. Quello spegnilo, se no facciamo un casino. Sì, è spento. Ok, mi sentite? Vai. Meglio, perfetto. Ecco, dicevo, il cigno, la costellazione del cigno, è una delle poche che sembra un cigno. Vedete il mio laser nel cielo? Riuscite a vederlo? Sto facendo un po' di giochetti. Lo vedete? Lo vedete tutti? Di che colore è? Io non lo vedo. È verde? Forse mi avvicino un po'. Eccoci. E questo qua, ce l'ho in mano. Allora, io qua però non vedo. Forse è meglio di qua. Ah, eccoci. Eccolo. Quindi questa è la costellazione del cigno. E sembra un cigno, perché dovete immaginarvi che queste siano le ali spiegate del cigno, queste tre stelle allineate. Questa è la coda del cigno, Deneb, che forma questo triangolo assieme a queste grandi stelle luminose, che sono il triangolo estivo, perché le vediamo quasi solo esclusivamente d'estate. E la stella che stiamo vedendo qua, questa stella doppia, è in realtà questa piccola stella che è la testa del cigno. Se vedete, questa è la coda e poi c'è un collo lungo che arriva fino a qua. Questa è una singola stella che però è doppia al telescopio. Ma allora andiamo un attimo per ordine. Prima di tutto, ricollegandoci a prima, per alzata di mano, voi il cigno ce lo vedete o è Andrea che ha bevuto troppo vino? Dai, si vede.
Alzate la mano, lo vedete il cigno? Io non vedo voi, quindi partiamo da questo presupposto. Stasera non ci vediamo. Ci vedete che cosa? Si Signor? vede una croce, sì. Una croce, O vabbè, però una spada. a Che me cos'è sembra. alla fine un cigno con le ali aperte? Ha una croce piumosa, alla fine. No, questo è importante. Andrea, mi spieghi un attimo, perché Sì. io 2 stelle doppie, ma nel senso che stanno vicine, nel senso che... Sì, allora, come ho detto prima, è oggetto ancora di studio, particolarmente queste stelle sono, adesso ve le zoom un po', anzi forse riesco a prendere un po' di dati, cioè vi faccio vedere cosa possiamo fare con il telescopio. Io qua in mano, adesso non mi vedete, però ho un temporizzatore, è un qualcosa che mi permette di esporre dalla fotocamera per per un po' di secondi. E quello che la magia di questa cosa ci permette di vedere meglio tutti i dettagli di questa stella binaria. E adesso vi faccio vedere. Questa è ciò che vediamo in live. Adesso, vedete, se io sposto il telescopio lui si muove. Però adesso facciamo un'esposizione di 15 secondi e lo vedrete voi stessi. Adesso parte. Ora Andrea sta collezionando, invece di prendere la luce per, non lo so, un secondo, tutta la luce che gli arriva in 15 secondi. È come se lasciassi l'occhio aperto, l'occhio del telescopio e della fotocamera aperti per 15 secondi. Perché solo 15? Perché le stelle comunque sono molto luminose, le vediamo addirittura a occhio nudo e quindi in 15 secondi collezioniamo tantissima luce. E questo è il risultato. Wow. Adesso ve lo zoomo e vedete, con 15 secondi riusciamo a fare quello che fa Hubble. Perché ecco, quelle foto che avete visto prima, bellissime, non sono foto in live, sono foto che raccolgono minuti, ore di segnale e poi vengono sovrapposte uno sull'altro per sommare tanto segnale e eliminare il rumore che c'è per forza anche nello spazio. Però con tanto segnale noi possiamo vedere questo. C'è una stella che è più giallastra e una stella che è più bluastra. È un po' con questa qualità di immagine forse non riuscite a vederlo, però hanno colori diversi perché sono ad una fase della loro vita molto diversa. Sono una molto più calda e una molto più fredda. Secondo voi, qual è quella più calda? Molto più calda? Quella gialla. Fate su con la mano quella gialla. Pochi, eh? Quella blu. Astenuti? Allora, quella più calda è quella azzurra, questa qua più piccola. Ma scusa, il rosso caldo e blu freddo sulla manopola del mio bagno, come mai questa È cosa? così, è così. È una questione di lunghezze d'onde, è una questione di frequenze, cioè di quantità di energia che trasporta la luce. Più andiamo verso il blu, l'ultravioletto, verso oltre il viola, diciamo, più l'energia aumenta e quindi più energia è associata a una temperatura più alta. Io faccio sempre questo esempio, Ale, Vai, che spiegami. non so se ti piace. Dimmelo. Praticamente quando metti tipo del metallo, dell'alluminio in microonde, Perché? è perché sei un Ma po'... non va fatto. No, non, non va fa- non non- fate, non allora, fa- non fa- avvocati all'ascolto. Però- online non stiamo suggerendo di farlo, ovviamente, ma mettiamo Andrea l'ha caso. fatto per voi, così non Esatto, dovete ripetere esatto, l'esperimento esatto. a casa. Se lo mettiamo dentro il microonde, il metallo inizia a diventare fluorescente, cioè a emettere luce. Fluorescente no, non è la parola corretta. No. A emettere luce. Incandescente. Incandescente, esattamente. Bartezzaghi. E inizia a cambiare colore dal rossastro fino al bianco quasi, quindi molto più del rosso, molto più del blu. Inizia a emettere in altre lunghezze d'onda, nell'ultravioletto, eccetera, eccetera. E quindi l'idea è che più diventa caldo quel metallo, più emette verso il blu. E quindi la stessa cosa che fa questa stella più blu è che ha una temperatura superficiale di 12.000 gradi rispetto a questa che ha una temperatura superficiale di 5.000 gradi, circa come il nostro Sole, e sono a fasi della vita diverse.
l'una dall'altra, però quello che sappiamo è che si sono formate circa nello stesso periodo, dallo stesso ammasso di polvere che è collassato, e poi una distante dall'altra si sono formate. Allora, abbiamo capito innanzitutto, uno, che Andrea è un pessimo coinquilino, perché mette le cose in microonde e le fa esplodere. La seconda cosa che abbiamo capito, è interessante, che gli oggetti, non solo nello spazio in realtà, tutti gli oggetti che hanno una temperatura emettono una certa luce con una determinata lunghezza d'onda. Ok? Qui, per fare un attimo un recap, la luce è un'onda elettromagnetica, ed è caratterizzata da quanto frequentemente abbiamo i picchi e le valli di quest'onda. La distanza tra questi picchi o le valli è la lunghezza d'onda. E più blu significa lunghezze d'onda più piccole. Ora, perché vi sto raccontando questa cosa? Perché ora vi dirò una cosa, non so se sapevate, ma anche noi emettiamo luce. Anche noi siamo tipo delle stelle. Non proprio, però diciamo, facciamo questo taglio alla cosa. Lo sapevate? Il corpo umano ha una temperatura come qualsiasi altro oggetto e in quanto tale emette la luce. Come le stelle hanno una temperatura e a seconda della loro emettono un certo tipo di luce. Andrea ci ha detto, più sono calde più va verso il blu. Nel nostro caso noi non siamo caldi come una stella, meno male, a meno che Andrea non ci mette nel microonde anche a noi. Potrebbe succedere. E la luce che noi emettiamo non la vediamo, perché i nostri occhi sono stati fatti per vedere la luce del sole, nella banda del visibile, chiamiamo, proprio perché la vediamo con i nostri occhi. La luce che noi emettiamo è diversa, ha una lunghezza d'onda più lunga in realtà, ed è la lunghezza d'onda degli infrarossi. Avete mai sentito parlare di questa cosa, gli infrarossi? Gli infrarossi l'avete sentito forse per il telecomando, mi pare, il segnale del telecomando viaggia a infrarossi. Ecco, infrarossi è luce come è la luce del sole, come sono le onde radio, sono tutte la stessa cosa, quello che cambia è la lunghezza d'onda. E noi emettiamo in quella luce. Infatti i militari, quando devono combattere al buio, hanno quei visori all'infrarosso, perché nonostante la luce del sole riescono a vedere le persone, perché emettono luce in quanto corpi caldi. Questo è importante. Quindi le stelle funzionano in questa maniera, similmente a noi. In realtà le stelle sono ancora più speciali, diciamo, senza perderci nei dettagli. Ma Andrea, io ci avrei 1000 domande su questa cosa. Allora, ecco, innanzitutto ci chiedono dove sta il cigno? Questa è un'ottima domanda. È un'ottima domanda perché questa in realtà non è il cigno, è la testa del cigno. Ma perché proprio albireo in arabo vuol dire testa della gallina. Ecco. È perché gli arabi ci vedevano una gallina, non ci vedono un cigno. Interessante, questo è interessante, dice molto sulle culture. Esatto. Forse gli arabi non ce l'avevano i cigni, forse sì. Non lo sappiamo. Non saprei. Non ci C'era una mano specchiamo. alzata da qualche parte, ho visto, sì. Arrivo. Aspetti. Questa io mi sa che invoco Mario, che non vedo perché ho una stella là che mi punta. Allora, può ripetere sul microfono, non l'abbiamo sentita. Prima avete parlato di età delle stelle in base alla... Quindi la temperatura delle stelle definisce l'età? Allora, Marieddu. Perché potremmo forse rispondere anche io e Ale, ma Marieddu è l'esperto di arrivo. Marieddu per lavoro, oltre a fare il presidente di Ideas, è anche un esperto di evoluzione stellare. E quindi ce lo spiega Marieddu ragazzi, non ne posso fare tutto. Marieddu, ci chiedono dal pubblico. Ci hanno detto, vai, non si senti, se la temperatura abbiamo detto che si va col vino, la scienza, la grandezza della stella definisce anche la loro età. Pensaci. Sì e no, ma non necessariamente. Allora, no. La risposta generale è no. La dimensione in prima battuta dipende dalla massa, cioè da quanto è cicciona una stella, sostanzialmente. Tanto più è massiccia, tanto più è grande. E quindi se voi fate nascere insieme tante stelle diverse, alcune come il Sole, alcune più piccole del Sole, alcune più grandi del Sole, quelle più piccole del Sole saranno più leggere, meno massicce del Sole. Quelle più grandi del Sole, più massicce del Sole. Ma non è tutta la storia. Quella che vedete qua, quella che va detto Andrea essere quella più rossiccia,
in realtà è cresciuta, è diventata molto più grande, perché le stelle evolvono, nascono, crescono, evolvono e Si poi... riproducono? No. Ok. Cioè sì, in realtà sì, però devono morire per riprodursi. Interessante, È un come- tipo come di le riproduzione. mantidi. Esatto. È una sorta... In un certo senso, però sì, si riproducono. Devono scattare prima. È un effetto evolutivo. Prendiamo come esempio il Sole, perché quello che sta accadendo a questa stella accadrà anche al Sole, circa, con qualche piccola differenza, ma chi se ne, grosso modo la stessa cosa. Che sta facendo il Sole adesso? Noi andiamo al mare, ci abbronziamo perché il Sole sta fondendo al suo interno idrogeno. Quindi fonde l'idrogeno per formare elio. Questo processo crea energia che arriva fino a noi, l'energia che poi ha permesso la vita sulla Terra. Questo processo è un processo stabile, che non può andare avanti però all'infinito. Perché? Perché esattamente come nella vostra macchina, voi fate il piano alla macchina, fate chilometri, quando avete finito la benzina, la macchina si ferma. Stessa cosa vale per il Sole. Quando è finito l'idrogeno, il combustibile è finito, la stella però non si ferma. Quando è finito l'idrogeno, la stella si modifica. E tutto quell'idrogeno che si è trasformato in elio darà vita a una nuova fase di vita della stella, in cui inizierà il bruciamento, la fusione dell'elio, che si era formato dall'idrogeno, dell'elio per formare carbonio. Questo processo qua è un processo che libera tanta energia, anche negli strati attorno al nucleo della stella. E la stella, per riequilibrarsi, deve allargarsi, deve crescere tanto, deve aumentare tanto le sue dimensioni. Deve diventare quello che noi chiamiamo una gigante rossa, o in questo caso qua addirittura una super gigante rossa. Il Sole, quando terminerà l'idrogeno nel nucleo, l'ha tutto convertito in elio, diventerà una gigante rossa. Cioè si espanderà tantissimo, tanto, ingloberà Mercurio, ingloberà Venere, ingloberà probabilmente anche la Terra. Ma non c'è da preoccuparsi, perché questa cosa... no, non è vero. No. Succederà tra quanto? Tantissimo. 5 miliardi di anni. 5 miliardi d'anni. Non vi preoccupate, ci sono... Ci autodistruggeremo da soli, non c'è bisogno del Sole. Ma posso intervenire su questa cosa? Facciamo un esperimento proprio per vedere sì, dai, un esperimento. No. Dai, esperimento, dai. Perché Mario stava parlando di stelle che muoiono, stelle simili al nostro Sole che muoiono. Perché non ne andiamo a guardare una? Dai, vai. Ce l'hai? Vai. Vai. Allora, nel frattempo che... Ci colleghiamo in diretta con un cimitero stellare. Vai. Sembriamo un po' Giuliacci, tipo il meteo da... Allora che diana, Andrea? No, Andrea, mi sa che ti serve il microfono. Ok, mi sentite? Nel Perché vi voglio portare a vedere le stelle a vedere morte. proprio le stelle. No, Ti posso fare, mentre cambi l'inquadratura, un'ultima Sì. a chiunque, perché questa cosa ammetto che non la so bene. L'ultima domanda che ho su questo qui, poi ci torniamo se avete altre curiosità, ricordatevi l'immagine, ci torniamo. Era, hai visto che le stelle hanno quella immagine tipo a croce, a più? È andata via l'immagine. sì, ve la rimetto, scusate. Intanto che con Ale discutete di questa cosa, io integro l'immagine che è già su questa stella che è morta, che è circa in questa zona di cielo, e poi vi faccio vedere il risultato. Ma vedi che c'ha una sorta di croce, cioè non è un punto, una stella. Però ti devo cambiare l'immagine, mi Sì, spiace. no, l'abbiamo vista fate tutti, una abbiamo foto visto- mentale. Esatto, ma... Perché adesso vi faccio vedere, io sto puntando questa cosa nera, fra poco vedremo qualcosa. Ma perché si forma quella cosa? Cioè, la stella è a croce? No. E come mai allora la vediamo? Allora, quello è un effetto di diffrazione. Aspettate che faccio partire il tutto. È un effetto di diffrazione. Se venite magari dopo a vedere il telescopio, vedrete che ha 4 braccia per tenere il secondo specchio. Praticamente, non so se avete presente come è fatto il telescopio, dall'ingresso la luce sbatte contro un primo specchio e rialza contro uno specchio intermedio, e quello specchio intermedio è tenuto da 4 braccia, esattamente
in quella configurazione a quadrato che avete visto prima. Quindi dobbiamo stare sempre attenti a quello che vediamo, cioè non bisogna fermarsi sempre alle apparenze, chiediamoci perché c'è quella croce, è un effetto sperimentale, siamo abituati a vederlo, anche strumenti più recenti hanno dei pattern simili, dipende da come è fatto lo specchio, sono tutti effetti dello strumento che vengono impressi nell'immagine. Ora, nel frattempo che Andrea vi cambia l'inquadratura, integra e fa la foto bella, vi ricordo che al nostro stand Ideas sono avanzati degli smurzu, quindi se avete un languorino, se volete del vino, se volete rinfrescarvi, fate in tempo a andare lì. E vi ricordo anche che c'è l'esperienza di vedere le cose dal vivo, da Mattia, dove vedete un po' quella gente lì sulla mia destra, quindi la vostra sinistra. Lì c'è sempre un telescopio, stanno puntando cose diverse, avete la possibilità di vedere quello che Andrea vi diceva prima, cioè come anche ad esempio lo specchio è montato, eccetera, eccetera, lo potete vedere più da vicino. Eccoci, stiamo integrando, vedete c'è un timer, perché la fotocamera sta restando aperta per parecchi secondi, e tra poco vedremo quello di cui parlava Mario, una nana bianca, cioè un rimasuglio di una stella morta, come il nostro Sole, non tanto pesante. Le stelle si misurano in masse solari, cioè il nostro Sole è preso come riferimento di massa. Il nostro Sole pesa 10 alla 30 kg. Cioè, una roba 10 alla 30 kg significa 1 con 30 zeri di fianco, chili. E quindi è tantissimo. E ci sono stelle, come quelle che avete visto prima, che pesano decine, centinaia di volte. Ok, è finita. Centinaia di volte il peso del Sole. Infatti si dice che hanno centinaia di masse solari. Allora, Quella che vedremo qua aveva il peso circa del nostro Sole. Eccola. Wow. Questa è la cosiddetta nebulosa manubrio. È un manubrio perché sembra un manubrio, quello dei pesi, no? È circa questa cosa qua. Ricordiamoci, i greci hanno visto i leoni, ora noi vediamo i manubri. Le vedete queste? Si vede forse meglio da dietro, però ecco, qua al centro c'è il rimasuglio di un vecchio Sole, una stella leggera che a un certo punto ha deciso di eiettare, di mandare via tutto il suo materiale e di rimanere compatta. Perché? Perché ha perso la possibilità di bruciare carburante, la gravità ha schiacciato tutto quello che c'era ed è esplosa. E tutto quello che vedete qua, esatto, la nana bianca è questa. E questa nana bianca è una cosa incredibile. È il nucleo del Sole, di questo Sole, di questa stella, ed è il futuro del nostro Sole, perché diventerà questo, non diventerà qualcosa di diverso, un buco nero, come le stelle più pesanti, che collassano e fanno sì che il telo dello spazio-tempo si buchi quasi, e quindi neanche la luce possa passare via da quell'oggetto. Invece qua noi lo vediamo, c'è un nucleo che è ancora lì e che rimarrà lì per miliardi di anni, perché quella cosa lì è super stabile, molto molto stabile, e semplicemente rimarrà lì bruciando il rimasuglio del suo carburante per miliardi e miliardi di anni. Quindi rimarrà lì molto fievole, quindi con una luce molto fioca, e il materiale che vedete qua, che viene sparato nel mezzo interstellare, andrà a comporre nuove stelle, nuovi pianeti magari, e quindi ciò che è stato generato da quella stella verrà utilizzato per generare qualcos'altro, esattamente come si è generata la Terra o gli altri pianeti che vediamo nel nostro sistema solare. E questo è quello che Mario prima intendeva con si riproducono le stelle, sì, però come? Esplodendo e fornendo il materiale necessario per portare alla produzione di una nuova stella. Ora, non so se io... aspetta. Eccola qua. Madonna. Vi ho cambiato l'immagine, perché Bellissimo. questo è esattamente ciò che vi facevo vedere prima, ma in un altro punto del cielo. Cioè questa è un'altra di quelle stelle che è morta e ha espanso il suo materiale un po' ovunque, per quello ve l'ho messo in fila, avevo già fatto foto prima, e come vedete qua abbiamo una cosa totalmente diversa, perché la vediamo
da una prospettiva diversa, non vediamo il materiale gettato in questa direzione, ma in questa direzione. E quindi vediamo qualcosa di circolare pieno di colori. Aspetta, io sono un attimo ammagliato perché non pensavo che il nostro, il nostro telescopio fosse così buono. Ma là si vede la nana bianca? No, è vero. poco. È poco, Però vero. vi faccio Però è vedere... nebulosa. Quella è la cat eye? Cosa? Pazzesco. È l'occhio di gatto? E la Ring Nebula La si Ring chiama. Nebula, ok. E- No, e allora per- scusate perché io rimango... Cioè, io non penso non averla mai vista nella mia vita una nana bianca, bellissimo. Quello che diceva prima Mario è importante. Le stelle hanno un ciclo vitale e quando muoiono lo fanno col botto. Voglio farvi vedere solo il confronto. Questa è la stella. Questi la nebulosa di Hubble, e quella che avete visto era fatta oggi dal nostro telescopio. Questo è anche il mio screensaver, ora che mi rendo conto. Pazzesco. Il puntino puntino che al vedete, centro. il puntino che Vai. il puntino che vedete al centro, qui in questa non si vede, neanche con tutta la fantasia di questo mondo. Rimetti l'altra, ce la fai? Ah sì, scusami. Rimetti quella dai, buona. vieni. I potenti mezzi di Ideas. Questa de facto è la fotografia del nostro Sole tra 5 miliardi di anni e mezzo circa. Sarà esattamente una roba del genere. La Terra si troverà qui al centro ed esattamente qua, questo puntino blu quasi bianco, è ciò che rimarrà del Sole, una palla, una sfera composta di carbonio e ossigeno totalmente inerte, cioè una sfera calda che andrà raffreddandosi praticamente per sempre, una nana bianca. Posso aggiungere una cosetta al volissimo? Sì. Ve lo ricordate quello che vi ha detto prima Andrea? Che vi aveva detto? Blu vuol dire? Rosso vuol dire? Guardate un po' qua i colori. Che cosa vi suggerisce? Che al centro è più calda. Esatto. Più vicino al punto dove la stella è esplosa, la temperatura del gas è più alta, la luce che emette è blu. All'esterno, poi vedete che c'è una transizione comunque, c'è un verdino, gialloino, bla bla bla. Ora c'è anche da dire una cosa, importante specificare che queste immagini hanno dei colori, ma i colori a volte vengono messi a mano, nel senso che sono messi dagli astronomi per dare, diciamo, differenze, diciamo, a questa lunghezza d'onda corrisponde questo colore, ma non ha un significato scientifico. In questo caso credo sia visibile. L'abbiamo visto. Questa è visibile. Però sì, questo è nel visibile. Quindi è come vedrebbe Questa il nostro occhio. E infatti pure la nostra immagine. Esatto. Però questa è una cosa che volevo Però è specificare. vero, è vero. hai Tutte ragione. quelle immagini super bellissime delle galassie molte volte hanno dei colori falsati, perché semplicemente come il nostro occhio vedrebbe quella lunghezza d'onda, che però non vede. Vai Mario. Va o non va? Ok. In realtà è comunque corretto, nel senso questa immagine è una combinazione di immagini. Quello che noi facciamo quando osserviamo con telescopi come HST Hubble, che ha preso questa foto, o altri simili, è quella di usare dei filtri che fanno passare soltanto un certo tipo di luce. Mettiamo un filtro rosso, passa soltanto la luce rossa e coloriamo quell'immagine di rosso. Mettiamo un filtro verde, passa la luce verde e coloriamo quell'immagine di verde. E così via col giallo e col blu e quant'altro. Poi combiniamo tutte le immagini e otteniamo una roba simile a quella che avete visto, che però non è troppo diversa in questo caso, almeno da quello che vedremo a occhio nudo, è circa la stessa cosa. Ora, Avete domande? sì, infatti, prendiamo delle domande. Però abbiamo visto un po' di oggetti. Io non vedo le vostre mani alzate, lascio questo compito a Mario almeno di collezionarli perché non vi vedo. Avete delle domande fino adesso? Se no, le possiamo fare pure dopo, non vedo. Mi sembra di no. Io voglio aggiungere una cosa che secondo me è carina specificare, dato che abbiamo parlato di nane bianche. Ora, vi siete mai chiesti perché le stelle esistono? No. Da te non me l'aspettavo. Stai suonando nella filosofia, cosmologia, cosmogonia. Ci avete mai pensato che tra noi ci sono altre cose? No, ci avete mai pensato perché si formano? Cioè, perché si formano è molto complicato. C'è una domanda un po' più. Come fanno ad esistere le stelle? Anche il nostro Sole, se ci pensate, è una struttura abbastanza strana.
Ecco, il motivo per cui il Sole esiste è perché si forma sostanzialmente un equilibrio. Un equilibrio tra due forze che rendono il Sole e le altre stelle stabili. E sono due tipi di forze. Normalmente, se non ci fosse nulla, diciamo, della materia inerte, quello che tenderebbe a succedere è che il gas collassa verso il centro, per gravità, semplicemente. La materia va verso un punto, diventa un po' di più, la massa è un po' di più, la gravità è più forte, ne attira di più. La massa aumenta, attira di più, la massa aumenta, attira di più, e va avanti così. Questo oggetto si comprimerebbe tantissimo e non sarebbe mai visibile come una stella, sarebbe qualcosa di altamente instabile, esplosivo. Invece noi le stelle le vediamo anche ferme, cioè il Sole sta lì, si muove, fa le sue cose ovviamente, però bene o male è stabile. È perché mentre collassava, per questo motivo che vi spiegavo, all'interno la sua temperatura si è alzata tanto, talmente tanto che ha innescato delle reazioni nucleari, ok? Delle reazioni che prendono il nome di fusione. Perché prendo due elementi, i più semplici, l'idrogeno, prima Mario parlava di idrogeno come il carburante delle stelle, che è vero, le stelle più semplici sono quelli che bruciano l'idrogeno nel loro nucleo, le stelle anche più giovani sono quelle che bruciano l'idrogeno nel loro nucleo. Perché l'idrogeno? Perché è l'atomo più semplice, è quello che ti permette di fare anche più energia, e almeno ti richiede meno temperatura per poter fondere e produrre materiale più pesante come l'elio, che è il secondo elemento della tavola periodica. E quindi questo riscaldamento produce energia che controbilancia con una pressione il tentativo della gravità di far collassare tutto. E si crea un perfetto equilibrio tra queste due forze e la stella sta lì. Infatti ogni volta che le stelle evolvono è perché succede qualcosa nel loro nucleo. Per esempio prima Mario ci dava il fatto che è finito l'idrogeno, è finita la benzina. Che fai? Le stelle si riarrangiano, quindi si ricomprimono, aumentano la temperatura e iniziano a bruciare roba più pesante dell'idrogeno. Fanno l'elio, per esempio, il carbonio e così via. Che succede però a volte? Succede che finisce tutto gli elementi possibili, non possiamo fondere tutto e produrre energia. Questo è, diciamo, quello che ci insegnano i fisici nucleari. Arriviamo fino a un elemento, fino a quello riusciamo a produrre energia da fusione, quell'elemento è il ferro. Dopodiché non è più possibile produrre energia da fusione. E quindi le stelle che arrivano a produrre il ferro sono destinate a collassare. Nel collasso esplodono e lasciano, la chiamiamo un rimasuglio, che è quella stella di prima. Ora capite che per come è funzionato tutta sta storiella, no? Quindi mi contraggo, mi riscaldo, equilibrio, perdo il calore, mi ricontraggo di più, mi riscaldo di più, equilibrio, questo almeno nel nucleo. Ecco, quello che rimane, la nana bianca, in questo caso, di queste stelle simili al nostro Sole, non può funzionare nello stesso modo, perché abbiamo detto è finito l'idrogeno, sono finiti tutti gli elementi, queste nane bianche sono fatte tanto da ossigeno, carbonio, poi dipende, insomma, qui si entra nei dettagli. Ed è molto affascinante perché questi oggetti sono oggetti unici nell'universo e prendono il nome di oggetti compatti. Oggetti compatti perché sono estremamente densi, è il nucleo di una stella morente che ha fatto tutti i cicli di elementi prima di arrivare ad esplodere, e il motivo per cui stanno in piedi è fantastico per quanto mi riguarda, l'ho sempre trovato affascinante. Il motivo per cui stanno in piedi è perché esiste la meccanica quantistica, che sembra un po' la soluzione di tutti i problemi, la meccanica quantistica li tiene in piedi, però è vero, è vero. Come sono tutti uguali sti oggetti compatti? No, non lo sono tutti uguali, ce ne stanno di 3 tipi. E tutti e 3 sono fatti dalle stelle, e tutti e 3 sono fatti da stelle a diverse masse. Tornando alla domanda di prima, non è solo la temperatura a caratterizzare una stella, ci sono vari parametri, cioè la sua luminosità, la sua temperatura e la sua massa, diciamo, questi sono i parametri principali. A seconda però della massa, quando la stella esplode, lascia solitamente qualcosa di un po' più compatto, più è massiva, più lascia qualcosa di compatto. Le nane bianche sono quelle fatte dalle stelle un po' meno massive, poi ci sono oggetti più compatti fatti dalle stelle ancora un po' più massive, diciamo attorno a 10 volte la massa del Sole, che si chiamano stelle di neutroni. Indovinate perché? Perché sono fatte di neutroni.
E i neutroni anche di qui sono fatti di neutroni, i neutroni sono delle particelle particolari, ma nelle nane bianche in questo caso sì. Sono le stelle di neutroni, quando la stella è troppo massiva, l'oggetto è troppo compatto e quando esplode lascia la cosa più compatta che esiste nell'universo e sono i buchi neri, che ora Andrea ci farà vedere. Andrea, questo è il buco nero? Ma i buchi neri non si possono vedere. Come non si possono vedere, Andrea? Scusa, abbiamo promesso a tutti quanti di vedere I il buco buchi nero. neri, caspita. No, stasera non si vedono. Stasera, quindi se ripassate al prossimo quarto di scienza, vedete Per i 10 anni di idea Per sicuramente i 10 anni di qualcuno idea- si farà vedere. il radiotelescopo, il Sardinia radiotelescopo. ci mettiamo- No, No. ultimamente si possono vedere i buchi neri, ma non con la luce visibile, ma con le onde radio. Un grande astrofisico sardo, non mi ricordo il suo nome, Ciriaco Goddi. esattamente lui, è parte dell'Event Horizon Telescope, che è un telescopio fatto da tutta la Terra. Sono telescopi come quello che c'è qua in Sardegna, tra cui anche quello qua in Sardegna, il Sardinia Radio Telescope, che puntano il buco nero di una galassia, al centro di una galassia, che è molto molto grande. Ricordavate prima quante stelle, quanta massa ha un Sole? Vi ricordate? 10 alla 30, ma anche detta una massa solare. I buchi neri al centro delle galassie hanno 1 miliardo di masse solari. Sono pesanti come 1 miliardo di soli. E infatti... Ho sbagliato immagine. E infatti la Non se foto... l'aspettava questa domanda, Andrea, sono stato sì. cattivo io, devo dire la verità. La foto di una galassia appare così. Questa è una galassia, la galassia più vicina a noi. Purtroppo non abbiamo... dovete un po' immaginarvela la galassia. La galassia sta qua. Chiediamo a Bolton. Esatto. E il centro, che è la parte più calda di nuovo, è quella più visibile, il suo bulge si dice, è quello dove sta il buco nero supermassiccio. Questa è la galassia di Andromeda. La galassia di Andromeda è la galassia più vicina alla nostra galassia ed è a 2,5 miliardi di anni luce. Milioni di anni luce. Scusate. Milioni di anni luce significa che questa luce che stiamo guardando adesso è partita 2,5 milioni di anni fa. È incredibile, stiamo guardando indietro nel tempo. È incredibile, il nostro universo ci fa fare questa cosa. Anche quando guardiamo il Sole lo vediamo indietro nel tempo perché la distanza che c'è tra la Terra e il Sole è di 8 minuti luce. Quindi quando i fotoni, la luce parte dal Sole, noi la riceviamo in ritardo. Adesso ho fatto un po' una divagare, ma ecco, i buchi neri supermassicci sono quelli che tengono insieme le galassie e ultimamente con i grandi avanzamenti scientifici e la ricerca scientifica siamo riusciti a fare la foto di uno di questi. Che in realtà è la foto, del materiale intorno al buco nero e intorno c'è proprio uno spazio vuoto che ci fa Esatto. insomma capire che quello che ci siamo immaginati essere un buco nero fino ad oggi effettivamente è come ce lo stavamo immaginando. Esatto, questo oggetto compatto, super massiccio, che tiene agglomerate galassie intere. Trovo interessante che stasera abbiamo fatto prima la galassia del Cigno, ora Andromeda, stiamo facendo tutti i cavalieri dello Zodiaco. Ce la fai a fargli gli altri? Così. Così. Dimmene una. Si vede Sirio? No, non si vede Sirio. Pegasus? Niente. Ma una spirale invece si vede. No, ho provato a fare una foto prima, non si vede purtroppo. Non si vede niente o si vede male? Così la facciamo vedere. Si lo vede stesso. male. Si vede male. Ve la faccio vedere, però Ma posso, ci vuole... mi lasci un attimo per una divagazione? Certo, Vai, certo. vai. Poi vado di là. Spazio di vacanze. Mentre Vai. voglio questo microfono. Prendi questo microfono, prendo questo. Abbiamo parlato di nane bianche, una stella morta, stelle di neutroni, altra stella morta, buchi neri, altre stelle morte. Insomma, è un funerale. Allora, pensiamo un attimo insieme invece a cosa accade durante la vita di una stella. Teniamoci così ottimisti e propositivi. Quello che accade, come vi ho detto prima, è che
avviene la fusione di un elemento che ne forma un altro. Il Sole adesso sta bruciando idrogeno per creare elio. Più avanti nella sua vita inizierà a bruciare elio per formare carbonio. Di cosa siamo fatti noi soprattutto? Dopodiché inizierà a bruciare carbonio per formare ossigeno. Poi l'ossigeno creerà il neon, poi si creerà l'azoto, poi si creerà il magnesio. Poi tutto questo materiale verrà espulso nello spazio interstellare e quello stesso materiale verrà riutilizzato per creare altre stelle che intorno a loro avranno i loro pianeti composti da quel carbonio, da quell'ossigeno, da quell'azoto, da quel neon. In alcuni di questi pianeti, magari simili più o meno, va a capire, alla Terra, si creeranno le condizioni per avere, che ne so, per esempio, l'acqua allo stato liquido, la formazione di forme di vita semplici o magari complesse come la nostra. Quindi, quando dicono che noi siamo figli delle stelle, quando lo diciamo non stiamo facendo poesia, spettacolo, teatro, canzoni più o meno romantiche, stiamo dicendo una verità certa, scientifica, provata. Tutto ciò di cui siamo fatti, tutto il materiale di cui siamo fatti, toccatevi, annusatevi, tutto è nato dentro una stella. Siamo esattamente figli delle stelle, siamo materiale creato all'interno di una stella e poi riciclato. Facciamo un applauso a Mario. Era soltanto per occupare un po' di tempo nel mentre che attendevo la prossima immagine di Andrea. Allora, qua ho provato a farvi vedere, io non la vedo da qua, quindi probabilmente non si vedrà. Non si vede un bel niente. Sì, lo so. Purtroppo abbiamo mezzi limitati, però vi assicuro che si può scattare la foto di una galassia con questo telescopio. Essenzialmente le caratteristiche di questo cielo non sono le migliori possibili, perché siamo in mezzo alla città, bisognerebbe andare in dei cieli un po' più meno inquinati, però qua, questo puntino qua, è il centro di una galassia messa a spirale, dovete immaginarvela in questo modo, e questa si chiama M101, galassia girandola, con grande fantasia degli astrofisici, perché sembra una girandola. Però forse ti posso fare vedere qualcosa di più interessante, Tipo? che è un ammasso di stelle che si chiama M13. Ammassa, che bello. Oh mamma mia. Oddio, Un applauso ad Alessio May. bravissimo. Bambughese. Ecco, eccolo qua. Voglio solo farvi perché si chiama M13 e non ammasso globulare nella costellazione dell'Orsa Maggiore, perché M sta per Messier, non Monsieur, ma Messier. Lo sapevo. Messier era un astrofisico che catalogò per primo tutti questi astri che non sembravano stelle. Infatti, se vi affacciaste al mio telescopio, con l'occhio riuscireste a vedere un batuffolo di stelle grigiastre, perché i nostri occhi non riescono a catturare i colori bluastri di questo ammasso, perché per come sono conformati i nostri occhi. Però una fotocamera riesce, e il signor Messier catalogò tutti questi oggetti strani, tra cui le galassie. Non sapevamo che fossero ammassi di altre stelle, possibili altri fucine di vita e di miliardi e miliardi di stelle. Lui pensava solo fossero oggetti un po' strani, e quindi gli oggetti che sono in questo catalogo li chiamiamo M da Messier,
1, 2, 3 fino a 106, che erano quelli che scoprì. E questo è M13, di cui Mario è un esperto. M13 è un ammasso di stelle, che come potete vedere, come appare in questa immagine, è un grumo di tantissime stelle che sembrano dei globuli, da qua ammasso globulare. Non c'è nessuna ragione particolare scientifica per cui si chiama globulare, se non perché sembrano tanti globulini tutti vicini, ma è un ammasso di stelle. Ora, che cosa ha di particolare questo ammasso di stelle? Guardatelo bene. Adesso guardate bene dalla parte opposta, al nuraghe. Che cosa c'entra il nuraghe Diana con questo ammasso di stelle? In un certo senso sono la stessa cosa. In un certo senso. No, non un ammasso di sassi, qualcosa di più poetico, se vuoi. Cioè, sì, ha anche un ammasso di sassi, però vabbè. Questo ammasso di sassi, chiamiamo nuraghe, che cos'è? È una sorta di prova, un resto, un fossile, un'evidenza archeologica di quella che è stata la società, la civiltà nuragica, quindi di una società civiltà che ci ha preceduto, da cui noi in qualche modo discendiamo. Una sorta di fotografia statica del nostro passato. M13 è la stessa cosa, ma per la nostra galassia. Quell'insieme di stelle si è formato 13 miliardi di anni fa. L'universo ha 13,8 miliardi di anni. Sostanzialmente è uno degli ammassi di stelle più vecchi che conosciamo. 13 miliardi di anni. Si è formato durante le prime fasi di formazione di tutta la galassia. È un fossile vivente. Quella che ha fatto Andrea è una foto che è un fossile ancora in vita di quello che è il processo di formazione della nostra galassia. E posso aggiungere una cosa da cosmologo, perché io faccio questo nella mia ricerca. Questa cosa qua ci aveva dato tanti problemi, perché il modello di evoluzione del nostro universo, come avevamo capito che il nostro universo si era espanso, o è freddo, a un certo punto era stato caldo, ci diceva che era stato molto caldo, nel cosiddetto Big Bang, 12,5 miliardi di anni fa. E poi guardavamo dai telescopi e vedevamo con delle stime che queste stelle avevano 13,8, No, 13 miliardi di anni. E com'è possibile che abbiamo stelle più vecchie dell'universo? Era un casino. Cioè, tutti si sono interrogati fino all'inizio degli anni 90, quando la risposta è stata data dal gruppo di un certo Adam Riess, ovvero la scoperta dell'espansione accelerata del nostro universo. Cioè il nostro universo, il modello del nostro universo era sbagliato, ci mancava una componente. Quella che Anche le misure dell'età delle stelle erano molto approssimative. molto approssimative, è vero, vero. Però dai, cioè, era comunque complicato capire come queste stelle si fossero formate praticamente all'inizio dell'universo. E il trucco era che il nostro universo era molto più vecchio, ma non lo sapevamo. E questo è tutto ciò che, diciamo, dà il cambio tra una e l'altra cosa. Arrivo, c'è una domanda, vero? C'è una domanda lì. Chi ha il microfono? Ah. Vai. Tutto quello che cambia tra il modello di prima che era errato e questo modello, che è ancora oggi il nostro modello per standard della cosmologia, era la cosiddetta energia oscura. Un'energia che sembra far espandere il nostro universo in maniera accelerata. Cosa vuol dire? Prendiamo questo sasso. Il nostro universo è nato da un Big Bang, cioè un grande impulso di energia. E poi avrebbe dovuto fare quello che fa questo sasso, ovvero fermarsi e tornare indietro. Cioè tutta la massa dell'universo sarebbe dovuta ricollassare per gravità a un certo punto, quando l'energia della bomba iniziale si è finita, ricollassare in un punto. Quello che sta facendo oggi il nostro universo è questo. Salta, arriva al punto massimale e continua a salire. E si espande più veloce, più veloce, più veloce. Questa cosa che fa espandere l'universo è la cosiddetta energia scura. Non sappiamo cosa sia, cerchiamo di capire, tutti i giorni facciamo ricerca su queste cose, però sappiamo che cambia l'età dell'universo,
e fa sì che l'universo abbia 13,8 miliardi di anni, secondo le nostre stime, e quindi possano esistere gli stelle che sono e hanno 13 miliardi di anni, cioè hanno avuto il tempo di vivere e morire e rimanere in questa fase quiescente. Ma Andrea, Mario, mi chiedevano dal pubblico, ma 13 milioni, anzi miliardi di anni, come facciamo a stimare l'età degli ammassi globulari? Il punto è che tutte queste stelle si sono formate insieme, dalla stessa nube di gas, quindi con la stessa composizione chimica in sostanza. E quanto vive una stella? Ho detto che le stelle nascono e più una stella è massiccia, tanto più in fretta muore. Il Sole, per esempio, vivrà in totale circa 10 miliardi di anni. Una stella che ha, che ne so, 10 volte la massa del Sole non vive nemmeno 50 milioni di anni, per darvi un'idea. Quindi noi sappiamo che hanno 13 miliardi di anni perché le stelle che noi vediamo, che voi vedete in questa immagine, le uniche stelle ancora in vita, quelle sono stelle vive, stelle che stanno producendo energia un po' come il nostro Sole, le uniche stelle che vediamo in vita sono stelle che sono addirittura più piccole del Sole. Le stelle più luminose hanno circa l'80% della massa del Sole, che vuol dire che tutte le stelle più grandi sono già morte. Le uniche rimaste in vita sono quelle più piccole del Sole. La massa della stella le stelle riusciamo a misurarla abbastanza bene, e se sappiamo che quella roba lì, le stelle in quella roba lì, quella massa lì, le stelle più luminose hanno circa l'80% della massa del Sole, sappiamo che quelle stelle lì devono avere almeno 13 miliardi di anni, perché tutte le stelle più massicce sono già morte. Ci sono anche ammassi più giovani, più vicini, molto più piccoli rispetto a questo, in cui che sappiamo avere età molto più giovani, pochi miliardi di anni, addirittura milioni di anni. Come facciamo a saperlo? Perché riusciamo a quindi diciamo, basta andare a vedere chi è ancora vivo, chi campa ancora lì dentro. Dice, non sono ancora morte o sono ancora morte? No, ripeta la domanda. Non sono ancora morte, le vediamo. Bah dai, in realtà questo ammasso qua è un ammasso della nostra galassia, quindi abbastanza vicino. Quindi sì, ovviamente, di nuovo, non mi ricordo adesso mettere a quanti anni luce è, non me lo ricordo proprio. In kiloparsec sono 10 kiloparsec a 30... Non ne ho idea. 30.000 Io vedo le cose fuori dalla luce. galassia. Per Sì, me insomma, questo circa, facciamo così, arrotondando, la luce che arriva da queste stelle impiega 50.000 anni ad arrivare sulla Terra, circa, che è molto più piccolo comunque del tempo, dell'età dell'ammasso. In realtà, poi, noi non è che le stelle morte non le vediamo e come. Vediamo le bianche, che sono le stelle morte, come il Sole che sono morte, vediamo stelle di neutroni, questo sono ricchissime di stelle che fanno un bordello poi credibile là dentro. Perché qual è l'altra questione? Voi avete presente più o meno come circa cioè, guardatevi su, guardate le stelle. Quelle stelle là nascono, vivono, crescono, muoiono bene o male indisturbate. Se sono Sole, nascono, vivono, crescono, muoiono indisturbate. Se sono i sistemi binari, cioè sono due stelle che ruotano l'una intorno all'altra, bene o male sì, si influenzano a vicenda, ma evolvono come cioè, indisturbate. Tutte le altre stelle della galassia non gli danno noia. Lì dentro accade esattamente l'opposto. Nessuna stella riesce a vivere e a morire in santa pace. Le stelle vengono continuamente perturbate, ci si danno noia a vicenda, si spintonano, si scontrano, si spingono. Cioè sostanzialmente, vieni qua, vieni. Mi servi come esperimento, come... Ho paura. Cioè,
Alessio May è una bellissima stella, come vedete, che sta cercando di evolvere, tipo evolvi, cerca di evolvere, e invece arrivo io che lo spintono continuamente. Adesso lui ricomincia, vuole cercare di evolvere e lo rispintono un'altra volta, e poi lo rispintono un'altra volta. Sostanzialmente, se danno noia, litigano continuamente le stelle al loro interno, continuamente si vanno a scombattere. Siamo in fascia protetta. Siamo in fascia ragazzi, protetta, Mario. Dimmi. Le stelle Sai, fanno... Sì, no, ma ballano. creano, sì, ballano, Sì, creano, ballano. creano delle coppie, ma non solo, e viene anche il contrario, cioè io e Andrea adesso diventiamo una coppia, fatene una ragione di vita, sì, lusingato, quindi ruotiamo l'uno intorno all'altro, poi arriva una terza stella, Andrea, che arriva a un certo punto, rompe le scatole, cosa vuol dire? Perturba il sistema, perturba me e Alessio, che siamo un sistema binario, e io e Alessio ci lasciamo. Cioè, È un triangolo. Angolo no. triangolo, esatto. Cioè sostanzialmente, continuamente, stelle che sono da sole si accoppiano con altre stelle, stelle che sono in coppia si lasciano a causa della continua interazione. Questo crea comunque tutta una serie di sistemi strambi, tanti sistemi binari di stelle vive insieme a stelle morte e quant'altro. E questa è un'occasione per introdurre un bellissimo argomento. Questi sistemi qua, un po', come dire, esotici, strani, non predetti dalla classica evoluzione stellare o dalla classica evoluzione delle binarie, sono dei sistemi perfetti per osservare un certo tipo di fenomeno che noi inizieremo che sperabilmente tra qualche anno osserveremo qui in Sardegna con l'Einstein Telescope, ovvero le onde gravitazionali. Vero, Andrea? Onde gravitazionali, Tutte sì. tue. Perché devo parlare io di onde gravitazionali? No, se vuoi parlo io, però mi Perché servono dovevo far delle pausa? immagini. Ah, delle onde gravitazionali. Non c'è niente? Abbiamo Di del di repertorio. repertorio. Ah, va bene, Repertorio. dai, vado a cercarle. No, in teoria io e Alessio lavoriamo per, Teoria molto teoria. per i rivelatori di onde gravitazionali, quindi ovviamente Mario se ne è lavato le mani e dice parlatene voi. Oh, in realtà la situazione di stasera ci aiuta in maniera didattica, ok? È importante che parliamo un po' di onde gravitazionali. Ora, le onde gravitazionali, come il nome magari suggerisce, non è che riusciamo a vederle col telescopio, purtroppo. Non stiamo parlando di luce. Recentemente abbiamo scoperto, facciamo un passo indietro, l'astronomia. L'astronomia per secoli è stata sostanzialmente una branca della fisica dove quello che abbiamo fatto era prendere della luce, raccoglierla con i telescopi e studiarla. Quindi noi eravamo in grado di connetterci con oggetti ai limiti dell'universo grazie alla luce che questi oggetti ci inviavano. Questa è stata per noi l'astronomia per secoli, fino in realtà a qualche decina d'anni fa. Che cosa è successo nel 2015? Per la prima volta sono state rivelate delle onde gravitazionali che costituiscono un nuovo modo per noi astronomi di vedere alcune cose che popolano l'universo. Ora, per capire le onde gravitazionali in realtà non è banale. Che cosa è un'onda gravitazionale? Però il vento di stasera un po' ci aiuta con questa immagine qua, va bene? Vedete, questa è un'immagine del cielo, ci siamo, stelle, ammassi, tutto chiaro. Ora, il vento che soffia, che cosa fa fare a questo telo? Lo fa muovere un po' così. Vedete? Ecco, più di un secolo fa, un certo signore che si chiama Albert Einstein formulò per la prima volta la teoria della realtà generale. La teoria della realtà, ora non andremo nei dettagli, non è questo il momento di farlo, però sappiate che è la teoria attraverso la quale oggi riusciamo a interpretare la gravità. E nella sua teoria Einstein ci ha suggerito tantissime cose, fu avanti rispetto al sapere dei suoi tempi di secoli. Lui capì che parlare di spazio e di tempo come due grandezze fisiche separate smetteva di avere senso, perché moltissimi dei fenomeni che vedevamo nell'universo potevano essere interpretati in maniera più complessa unendo questi due concetti e sostanzialmente parlando di spazio-tempo. Ok, questa è una cosa molto astratta, se vogliamo. Noi vogliamo arrivare un po' più al succo della questione. Che cosa significa? Che noi ci troviamo dentro a questo
universo dove spazio e tempo sono una sola cosa e soprattutto, lui ci suggerì, il tempo non è qualcosa di fisso, il tempo si comporta in maniera diversa a seconda di chi lo misura. Queste sono state le cose che Einstein ci ha insegnato. In particolare lui ci ha insegnato come la gravità interagiva con questo spazio-tempo in cui ci troviamo. E quello che ci ha insegnato Einstein in soldoni è che lo spazio-tempo si curva in presenza di una massa. E una massa in presenza di uno spazio-tempo curvo si muove seguendo la legge impartita da quella curvatura. Ora è una cosa mega complicata, facciamo un passo ancora più indietro. Pensate al nostro universo, pensiamolo a una dimensione in meno, noi siamo un universo tridimensionale, no? Giusto, abbiamo un'altezza, una profondità e una larghezza. Riduciamolo a 2, ok? Immaginiamo che l'universo è come il cielo che vediamo per un momento, è 2D, su un telo, ok? Einstein che cosa ci ha detto? Che in alcuni casi l'universo si può curvare. Quindi se l'universo non c'è niente, immaginiamo questa è un'immagine che tra un po' sarà nulla. Grazie Andrea, questa cosa non so se era voluta ma mi serviva. Nell'immagine nulla, ecco, qui abbiamo un'immagine in realtà ancora meglio, un video, fallo partire. Questo sarebbe ho dovuto recuperare questo video di un esperimento che abbiamo fatto qua al liceo Brozzu, che è un video che abbiamo fatto con i ragazzi del liceo e sono loro a aver fatto questo esperimento, l'esperimento di generare delle onde gravitazionali. Immaginate che questo tappeto sia quello spazio-tempo di cui vi parlavo, una cosa piatta, in assenza di materia è così, una cosa piatta. Quando ci sono degli oggetti, lo spazio si curva. In che maniera? In maniera data dalla gravità che questi impartiscono intorno allo spazio. Vedete che qui stiamo simulando la presenza di due oggetti, due palle, che stanno ruotando una intorno all'altra. Prima Mario ce l'ha fatto capire, insomma, gli oggetti solitamente sono molto vicini e si devono interagire con gli altri. Le stelle ruotano una intorno all'altra, anche i buchi neri di cui parlavamo prima ruotano una intorno all'altro. Quando questo succede, la curvatura che impartiscono nel telo, nel nostro spazio, è tale per cui si generano delle onde. Questo pattern un po' ricorda quello che succede quando noi facciamo cadere, per esempio, un sassolino in un pozzo. Il sasso cade sulla superficie dell'acqua che prima era immobile e poi da quel punto si inizia a propagare un'onda. Ecco, questo, secondo la teoria della relatività generale di Einstein, è quello che accade quando degli oggetti molto compatti, molto massicci, come diceva prima Andrea, si trovano a ruotare uno intorno all'altro, un po' come la Terra ruota intorno al Sole. Ora, il Sole non lo vediamo ruotare intorno a noi, perché il Sole è molto più massivo, ma se queste due cose hanno masse simili si trovano proprio a ruotare uno intorno all'altro e generano queste onde che vedete qui. Questa cosa sembra un po' fantascienza in realtà, perché è difficile da immaginare una cosa a 4 dimensioni, naturalmente. È difficilissimo anche per noi che le studiamo. Infatti questa è una rappresentazione bidimensionale. Questa è una rappresentazione che abbiamo dovuto ridurre di una dimensione. Lo spazio è piatto, come vedete, e viene curvato in presenza di dei corpi. Detto questo, cosa succede? Cioè, questo a noi che cosa ci cambia? Queste onde gravitazionali che cosa fanno? Sostanzialmente quando queste si propagano alla velocità della luce, come se fosse della luce, portano gli oggetti ad allontanarsi e ad avvicinarsi un po', con un fare ondulatorio. In realtà esatto. nei corpi solidi li trova a strizzarsi in varie direzioni. Però diciamo che le distanze periodicamente si accorciano e si allungano di una quantità impercettibile. Mi pare che sia 10 alla meno 15, quindi 10 alla meno 21. 0.0000 quanti 0? 21 zeri, quindi metri. Quindi una quantità molto piccola, impercettibile, tant'è che noi delle onde gravitazionali non ce ne siamo mai accorti. Nemmeno Einstein le ha mai sentite. La prima volta che siamo stati in grado di farlo è stato nel 2015 e grazie a questa rivelazione ci hanno vinto un premio Nobel. Come hanno fatto? Ora Andrea con i nostri potenti mezzi compensativi, dove non abbiamo il telescopio, abbiamo internet, l'abbiamo fatto con dei laser, ok? Esatto, adesso arriva, devo scegliere.
Esistono degli esperimenti dove sostanzialmente vengono lanciati dei laser su degli specchi che sono sensibili a questa micro variazione di distanza al passaggio delle onde gravitazionali. Uno si chiama LIGO, ci sono 2 di questi apparecchi in America. Uno è in Italia, è a Pisa, a Cascina, è uno dei siti più importanti di questo campo. E prima vi ho menzionato l'Einstein Telescope. L'Einstein Telescope sarà uno di questi tipi di apparecchi che cercheranno di vedere le onde gravitazionali, quelle più lontane, che quindi ci permettono di studiare più universo. Ecco, questo è l'interferometro in Toscana. Vedete, questo è Virgo, si trova nella campagna vicino Pisa. Sto cercando di bloccare il telo, non so se si vede da voi. E praticamente è fatto da 2 braccia. Ora zoomate, spero. Ok. Da 2 braccia che sono lunghe 2 chilometri l'una. Quindi se voi andate nella campagna, io ci sono stato qui per lavoro, se venite nella campagna, camminate lungo la strada e poi vedete questi ponticelli e dei tubi sotto. Sono dei tubi in cui interno c'è un laser, niente di pericoloso, però il laser che fa questo gioco qui. Ora abbiamo un video dimostrativo. Sostanzialmente viene sparato un laser, uno specchio lo divide. Questi specchi qui lo ripuntano verso lo specchio principale e qui c'è un detector che vede la luce, d'accordo? Quindi abbiamo luce, separa, arriva allo specchio, questi sono i 2 chilometri che si è fatto a Pisa, ritorna indietro e si incontrano di nuovo nello specchio iniziale che l'aveva separati e si ricongiungono le 2 onde in un detector. Che succede però? Quando passa l'onda gravitazionale, la lunghezza dei bracci cambia e cambiando fa sì che l'onda prima si sommi e quindi fa un'onda più luminosa, un'onda laser più luminosa, e poi si sottragga e quindi io non veda niente. Questi pattern, in particolare, si chiamano pattern di interferenza, dove 2 onde si trovano a interagire l'una con l'altra e fanno un segnale particolare nel detector, che solamente qualcosa di così preciso come un laser è capace di far vedere, quando percorre distanze comunque molto lunghe, stiamo parlando di chilometri che vengono percorsi da laser potentissimi. Sostanzialmente questo è il modo in cui noi siamo in grado di vedere le onde gravitazionali, perché passando fanno muovere tutto il setup e fanno sì che sappiamo misurare queste variazioni di spazio piccolissime dell'ordine di 0.00000 per 21 volte metri. E questo è importante perché? Perché ci permette di studiare un po' come funziona l'universo, come funziona la gravità. Questa è stata una scoperta fondamentale, cioè non solo la luce esiste, ma anche la gravità stessa emette un segnale ondulatorio. E viaggia alla velocità della che luce. viaggia alla velocità della luce. Infatti un piccolo disclaimer su questo esperimento che avevamo fatto con i ragazzi, di cui sono molto orgoglioso perché abbiamo montato tutto questo marchingegno, è che il trapano era necessario per far girare queste 2 rotelle a circa la velocità della luce di questo telo. Cioè il nostro universo ha una velocità limite, che è la velocità della luce, mentre in questo telo, in questo falso universo che abbiamo generato con il telo, la velocità della luce era raggiungibile facendo girare queste 2 piccole palline con un trapano. E quindi questo ci ha insegnato ai ragazzi che questo è un effetto che si vede solo quando queste 2 masse, quindi queste 2 cose che deformano lo spazio e il tempo, viaggiano a una velocità molto alta, moltissimo, quasi alla velocità della luce. E questo ci permette anche di studiare l'universo, cioè, potenzialmente, alle sue origini. Quindi studiare come l'universo è stato arrivato, diciamo, a formarsi, a evolvere e arrivare fino a noi. Ricky voleva fare un intervento, giusto? Vuoi parlare in sardo della cosmologia? Ci vuoi fare un intervento? Raccontaci un po'. No, Marieddu mi dare preguntavo. Chi è lei? Si conta uno vago pure in sardo? Si Magari ci sono delle domande in sardo. Non ce ne diventa in italiano? Vabbè, uguale, in italiano le traduciamo. Andrea do stare imparando su sardo. Verso? Pacu. Non
non riuscivo, potevo contai dessa cosmologia, intentavo su questa cosa. Mi comprendi che questione di cosmologia in sardo? Tu, Andrea, mi comprendi? Un po' sì. Io ti rispondo in italiano perché non è che sia Va bene, fluente in sardo. Livello B2, Andrea, ancora. Dunque, ita est questa cosmologia? I testi, Ita non est. lo so io perché sono ancora a una fase preliminare. No, non è vero. In realtà io e Riccardo lavoriamo insieme, quindi in teoria dovremmo sapere che cos'è questa cosmologia. Zeus ci chiede di due scoperi, tutto si impari. Alessio non ti vai più spago di cosmologia, no? E dunque è strana a me questa cosmologia, voi? Noi questi commenti altre scienze, no? Zeus ha intro desse esperimento, Zeus ha intro, noi Sì. E poi non si può mai rifare l'esperimento in cosmologia. Perché la vai. cosmologia è lo studio del cosmo, lo studio dell'universo. E quindi l'universo è uno dei principi di Galileo sul metodo scientifico e la riproducibilità degli esperimenti. Però l'universo è uno, quindi dobbiamo aggiustare. Uno scetto di Zeus. E non ci Zeus ha intro. Questi strani jet dessa cosmologia. Sul metodo scientifico occidentale, questa cosmologia non andrà. E a noi in capasa poco su Zeus Marcus, uno vago. Chi ci pensai è uno vago commenti le neuroscienze, no? Zeus studenti a noi è tutto. Zeus Carl Sagan tu conosci Carl Sagan? È uno scrittore, Chi è Carl Sagan? Non mi dà ricordo. Non mi dà ricordo di Adero, su questi uno... È uno scrittore. Ma ricordo senforismo, ma non mi ricordo chi è Carl Sagan. È uno scrittore. Astrofisico spagnatore mi parli di. Augusto, perché noi ci abbiamo... Astrofisico e scrittore Noi ci abbiamo di libri. sì, ma Sì, noi... sì. Carl Sagan secondo me lo sa, Augusto, è che non c'ha il microfono, però lui lo sa più di tutti. Perché noi siamo strani, che abbiamo il grafico. No, Carl Sagan, ad ogni maniera, Carl Sagan di Bragia nai che sumanidadi non ususe tutto, Zeus una maniera che s'universo ara gattau o studiare tutto, si castia in si sprigo, nosusu, homines e femminas, Zeus una maniera che s'universo era gattau si castia in si sprigo, per guardarsi allo specchio. Sì, perché altrimenti nessuno l'avrebbe fatto al posto no. E quindi sì, è complicato, È complicato. Quasi è al limite della filosofia. È una cosa de scienza, però da Narauso, che è più strana pure di questa cosa di filosofia, che Zeus, l'universo è tutto, in Zeus è uno vago commenti uno palloneddu. Uno palloneddu, un frendisi. Un pallone che si gonfia. Eccetto. Quasi, due. Voi gli date la testata, tanto in scuola chi impara la studiare non di Neus già sì, non bisogna insegnarlo qua. E dunque sì, l'attestato lo IELTS, questa cosa di Bosatrus, di Danesi Bosatrus, Accademia della Cruz Casarda, ancora non di Neus. E dunque sì, uno pallone di un frendisi, un poeta. Una resa di un italiano, poeta, tu Andrea davvero, lui passa, cioè, a questi ragazzi qua, adesso Alessio non uscito, si è appena dottorato, quindi lui adesso vediamo che cosa farà in futuro. Al momento, fino all'altro giorno lo pagavano, non tantissimo, però lo pagavano per occuparsi appunto di stelle morte, di queste cose, questi che si ci esplodono poco a poco più vicino da Cabauso Mari Dottusu. Invece Andrea studia davvero, cioè lui a questo lo pagano per sapere, per conoscere perché e come si espande l'universo. E com'è che si unfrara questo pallone? Com'è questa cosa? La risposta non ce l'ho, però. Ci sono tante teorie, ma soprattutto la cosa importante è il dato osservabile, cioè noi dobbiamo capire le cose e poi andare e testare le cose nell'universo. Se l'universo, la nostra teoria preferita, non funziona, un po' come quella che vi dicevo prima, che diceva che l'universo aveva 12 miliardi di anni invece di 5, quella teoria è da buttare.
È perché le cose non possono essere più vecchie dell'universo. Le stelle, gli ammassi di stelle non possono avere un'età più grande dell'universo. E quindi quella teoria di prima va buttata. Ne aveva trovata un importante. È lo stesso motivo per cui Albert Einstein formulò la relatività generale, che poi genera tutto ciò che noi sappiamo della cosmologia del nostro universo, perché è la legge di Einstein che ci dice come si espande il nostro universo e come si evolve. Però anche la teoria prima di quella di Einstein, quella di Newton, il famoso fisico della mela, scoprì la gravità, scoprì che iniziò a capire che cosa fosse la gravità, ma non sapeva spiegarsi il perché, il che cosa mettesse in comunicazione due oggetti con massa che si dicono che sono lì e che si devono attrarre. C'era una specie di etere, un qualcosa che non si vede ma che comunica, che fa comunicare questi due oggetti. Se noi abbiamo una forza, c'è qualcosa che deve dire che quella forza viene trasmessa. E poi arrivò Einstein che disse: questa forza non è una forza, è solo lo spazio-tempo che è curvato e sono le cose che ci cadono intorno, che seguono la linea retta del loro tragitto, ma in uno spazio-tempo che non è piatto, ma è curvo. E questa è la rivoluzione di ciò che scoprì Einstein, la rivoluzione anche nella cosmologia. E a proposito di rivoluzioni e di teoria da buttare, si legge una cositedda in rima e poi se noi fossimo a Carbonia ci sarebbe un bellissimo duo di musica elettronica che si chiamano Judo, Funti de Casteddu, tra l'altro è gente che a proposito di Scienze in Sardo in un altro evento qua a Quarto il 13 di settembre allo Spazio Pira ci raccontano i sintetizzatori in sardo e quindi se fossimo a Carbo oggi purtroppo non ce li abbiamo, oggi ci mancava un pianista e ci mancava adesso il concerto finale, quindi Però c'è ancora qualcosa da osservare. Sì. In realtà abbiamo un po' preso tempo perché c'è Saturno, non so se avete presente il pianeta, quello con tanti anelli, che sta spuntando e da qualche parte lì, anzi lo vedo, però probabilmente dal telescopio di Mattia è visibile già. Mattia, dammi un cenno. C'è, ok. Però se spunta dietro, ve lo punto anche col telescopio e con la fotocamera, così lo potete vedere lì. Purtroppo c'è l'albero, quindi dobbiamo aspettare che la volta celeste si muova intorno a una stella che è la stella polare e piano piano durante la notte arriverà. Quindi Ricky in questo frattempo si legge una cositedda. legge qualcosa. Chi va su contu e voi si du contu, contendi su cosmo esti un frendi, energia oscura. Aici dinanta, a razze cosa, a bocirura un friend ogni cosa, sicuro a giummai dunau cadusciu, deus acabai in si scuriu. Indusu o in 13 miliardusu de annusu, distanziasa e trettusu, si vai meramannusu, sparesia ogni allugi, sughelu, niedu. De chi è Sannegi? Du contu? È contaddu, questo ce lo prepariamo che qualcuno mi fa, è contaddu. Il bello della diretta. È tutta colpa della gravità, eh? Qualcuno l'ha detto. La gravità non risparmia niente, le stelle, i leggii, le bandiere, tutto. E dunque du contu, du nau cadusciu sicuro aggiummai finzasi scuriu toccara a du cantai. Idioma diverso, sostanza invariata, il nostro universo in espansione accelerata. Il responsabile non si sa la natura, ma ha un nome ineffabile, energia oscura. Sicuro aggiummai cadusciu deus accabai in si scuriu. Sembra sicuro, non si resiste, non le si resiste. È il cosmo in futuro più buio, più triste. Ma volenti
onnolenti. Con questo tempismo saremmo già estinti dal capitalismo. Incredibile, bellissimo. Intanto ho guardato, Saturno sta spuntando dal telescopio di Mattia, si vede già, quindi piano piano, se riuscite, possiamo fare una coda, piano piano, cercare di fare un ricambio. Da quella parte c'è il telescopio di Mattia, dove Poi, già se volete venire da questa parte e vedere il telescopio, che cosa sta vedendo, qual è tutto il setup, potete venire assolutamente. Intanto possiamo parlare sì, di... piccola informazione di servizio. Questo evento andrà avanti a oltranza, cioè finché ci sarete voi, noi saremo qui a puntare e a parlare. Secondo me, sì, secondo me è interessante, Andre, se nel frattempo ci spieghi una cosa. Sì, aspetta che non ti sento. Mi senti? Sì, adesso ok. Sarebbe interessante se mi spieghi un attimo una cosa, perché tu hai detto poco fa, Saturno non c'è, tra poco arriva. Sì. Adesso ve lo spiego. Qua c'è una cricca di gente che si è formata e la spiego a tutti con Vai. un bel laser, se lo trovo. Perché? Perché... Ce la fai a puntare? No, dico a far vedere sul telo, così anche le persone là vedono qualcosa. Adesso ancora non si vede No, Saturno. non si vede. Guardate, se vi spostate verso di qua, questo è Saturno. Se guardate le stelle, questa che è molto luminosa, se vedete e la guardate per un po' di tempo, soprattutto il buio non aiuta, cioè il fatto che c'è un po' di luce non aiuta a vedere questa sottigliezza. Però, per esempio, questa, Arturo, questa stella nella costellazione di Bote, che si trova dove c'è il carro, l'Orsa Maggiore, il grande carro, che è questa costellazione qua, che è fatta in Sardegna, è chiamata anche i Sette Fratelli, perché è dovuta a una mitologia un po' comune a tutto il Mediterraneo, perché ci sono questi 7 fratelli che avevano rubato della paglia e sono stati trovati e sono stati puniti e messi per sempre in una costellazione. E loro hanno rubato la paglia con questo carro, che adesso rappresenta il carro dell'Orsa Maggiore, perché questo è parte di una costellazione che ha forma di orsa. Questa costellazione ci punta a questa stella, guardate, Arturo, che come vedete è molto molto brillante, ma soprattutto se vi concentrate è brillante, ma sbrilluccica, esatto, non saprei come dirlo meglio. Cambia l'intensità della luce nel tempo. E questo è tipico delle stelle, perché la loro luce passa attraverso l'atmosfera ed è una luce molto grande, arriva da parti immensamente diverse della nostra galassia e del nostro universo. Al contrario, se giriamo di 180 gradi, qua c'è Saturno. Saturno, come vedete, ha una luce fissa, perché è la luce riflessa del Sole. Eccolo qua. Questo punto qua. Cioè, forse adesso l'albero piano piano, davanti, se vedi? vedete, il mio telescopio è puntato qua, esattamente dove c'è Saturno, ma dall'albero. Piano piano questa cosa, Saturno crescerà, cioè farà questo movimento e tornerà là dove è morto il Sole stasera. Perché? Perché tutti i pianeti del nostro sistema solare stanno su una stessa linea, che si chiama linea eclittica, ed è una linea apparente, in realtà è dovuta al fatto che la nostra Terra è inclinata di qualche grado rispetto a come girano tutti i pianeti intorno al Sole. E quindi noi vediamo questa linea apparente dove tutti i pianeti, la Luna stessa, nasce e muore, però è dovuta al fatto che la Terra è inclinata. E quindi è anche il tragitto che seguono gli altri pianeti, mentre le stelle seguono un tragitto un po' diverso. Se vedete, questo telescopio è puntato verso una stella, che è la cosiddetta stella polare.
Perché? Perché il telescopio, quello che sta facendo adesso, è continuare a puntare lo stesso oggetto correggendo per il movimento degli astri intorno alla stella polare. Quindi sta correggendo questo movimento ed è proprio per questo che è puntato in questa direzione, verso questa stella, la stella polare. La stella polare non indica realmente il nord, è molto vicina. Infatti negli anni, al tempo degli Egizi, quindi circa 3000 anni fa, non era quella la stella che indicava il nord, nord siderale, cioè il nord intorno a il punto intorno a cui le stelle si muovono, ma era un'altra stella. E come vedete non si distingue molto dalle altre, ce ne sono di più luminose come Vega, che è la più luminosa del cielo estivo, nella costellazione della Lira. Si può vedere Vega da... Certo, come la appare? puntiamo. Tanto che Dai, aspettiamo che puntiamo. sorge Saturno. Guardate, così vi faccio vedere anche come punto questa stella qua, Vega. Allora, le stelle non sono estremamente interessanti a un telescopio perché sono dei punti molto luminosi e hanno questa forma allungata come abbiamo visto prima, albireo. Però certo possiamo vederla assolutamente. Adesso devo trovarla. Devo andare verso Vega. Objects. Stelle. Sì, sono varie stelle, vedete qua c'è Albireo e varie altre stelle, è un catalogo di stelle. Questa è, diciamo, questo telecomando aiuta molto. Forse perché è in ordine alfabetico e Vega, quindi ci mette un po'. Potremmo anche puntarla a mano. Ormai il telescopio è calibrato, ci abbiamo messo un paio d'ore a calibrarlo, quindi forse è meglio lasciarlo. Eccola qua, Vega, vedete? Vi faccio vedere. Allora, il telescopio oggi quando voi stavate arrivando, abbiamo puntato 3 stelle per dirgli dove sta sulla Terra rispetto alla volta celeste, che si muove rispetto a quella stella. Esatto, abbiamo fatto una triangolazione. Abbiamo preso Arturo, Vega e Dube, che è questa stella qua, l'ultima del carro, questa un po' più rossastra, perché sono stelle molto lontane tra di loro e quindi riusciamo a fare una buona triangolazione. Se io adesso schiaccio, dovrebbe partire. Eccolo, parte. Vega è un po' strana perché è molto in alto, quindi questo telescopio farà un giro un po' strano. Speriamo che i cavi non si intriglino. Eccolo qua. E adesso la possiamo vedere dalla fotocamera, ma addirittura se riuscite a fare una specie di fila, possiamo vederla da un altro telescopio che ci è montato qua sopra, che è questo qua. Questo qua è il Finder, cosiddetto trovatore, il cercatore, perché è un telescopio con un campo di vista, cioè una capacità di vista del cielo molto più... allora, ve la mostro forse o lì. Ora non c'è... Ok, allora facciamo così. Questo è il telecomando. Ho messo una immagine di Saturno che non vedremo così bene, ovviamente. No, purtroppo. Però no. riusciremo forse a vedere gli anelli. Vega si vede anche in live, quindi dovremo riuscire a vederla subito. La sorgente è la 1. Alla ricerca di 1. Forse si è staccato qualcosa. Proviamo la vecchia tecnica di spegnere e riaccendere. Eccola, è funzionato, eh? Vorrei farvi vedere. Allora, questo è quello che vede il nostro telescopio adesso. Eccola qua, Vega. Adesso facciamo uno zoom, un piccolo zoom, e poi con questa manopolina, scusatemi, la spostiamo dall'altra parte. Eccolo qua.
questo è quello che vede il nostro telescopio. Forse posso anche non parlare al microfono. E come vedete ritroviamo una colorazione particolare, che è quella un po' azzurrina. Ah, non si sente? Ok. Ho detto non parlo più al microfono, ma forse è meglio di sì. E poi la croce che dicevamo prima con Alessio, no? E Vega è esattamente questa, nella costellazione della Lira. Nella costellazione della Lira, dove c'era quella nebulosa a forma di cerchio con tanti colori, che è circa qua, sempre nella costellazione della Lira. Dovete immaginare che i greci ci vedevano una lira qua. Non è molto... non è come il cigno. Andrea, che cos'è una lira? Una lira è uno strumento musicale. È fatto come? Certo. Avevo letto che deve esplodere una supernova, può essere? In una costellazione vicina, si Che vede? Betelgeuse. Allora, sì, Betelgeuse, però no, non si vede. Perché Betelgeuse, prima qualcuno mi ha chiesto di Sirio. Ale. Allora, l'idea è che le stelle, ci sono delle costellazioni che si chiamano circumpolari, che fanno una circonferenza intorno alla polare e si vedono quasi tutto l'anno. Però il cielo cambia dall'inverno all'estate. Infatti questo, fatto da Vega, Deneb nel Cigno e Altair nella costellazione dell'Aquila, si chiama triangolo estivo, perché si vede solo d'estate. Invece la costellazione di Orione e Sirio sono caratteristiche del cielo invernale. Sirio in particolare è la stella più luminosa del cielo invernale, si vedrebbe molto più luminosa di Vega, perché è decine di volte più luminosa, apparentemente più luminosa, perché poi probabilmente è anche un po' più piccola e un po' più vicina, per quello ci appare luminosa, più luminosa. Questo è interessante perché Esattamente, no, la vedremo molto meglio, addirittura allora, adesso io non so a cosa ti riferissi tu, perché ci sono delle nove anche dette, ce n'era una nella costellazione del Cane Maggiore che avrebbe dovuto esplodere, non è una supernova, ma è un qualcosa che diventa talmente lucente che si vede addirittura come un pianeta, cioè diventa luminoso quanto la Luna di giorno, sapete che la Luna si può vedere anche di giorno. E una supernova addirittura si vede all'interno di un'altra galassia, si può vedere, cioè riesce a pareggiare la luminosità di un'intera galassia. È incredibile, le supernove sono delle cose super affascinanti ed è uno anche dei modi con cui noi facciamo cosmologia, perché le supernove sono dei traccianti perfetti della distanza delle galassie, perché noi puntiamo le galassie, facciamo queste bellissime foto e poi ci chiediamo ma quanto distanti sono da noi e come lo misuriamo? Le supernove sono delle cose super affascinanti perché esplodono sempre alla stessa luminosità. E quindi cosa vuol dire? Si chiamano anche candele standard. Sono delle candele standard, cioè esplodono sempre alla stessa luminosità, hanno sempre la stessa luminosità. E quindi se io esplodo qua e sono molto vicino al ragazzo qua davanti, come ti chiami? Lorenzo, davanti a Lorenzo mi vedrà molto luminoso. Se io mi metto qua e esplodo sempre alla stessa luminosità, mi vedrai un po' meno luminoso. Se io mi metto qua, ancora un po' meno luminoso. Esattamente. Diventa solo grazie a delle candele standard. Le candele standard sono la manna dal cielo dei cosmologi, perché possono misurare la distanza delle cose. Ed è fantastico, è incredibile. Infatti le supernove speriamo che esplodano, prima o poi. Betelgeuse probabilmente non si sa realmente cosa succederà a Betelgeuse, perché questa stella particolare nel piede di Orione. Orione è una costellazione che è fatta a forma di arciere. La caffettiera è... come si chiama? C'è la cintura di Orione, che sono 3 stelle. Sembrano... Ah, è vero, certo, una moca. È vero. No, perché c'è un'altra costellazione che si chiama... Eccola qua.
Questa Immaginate se le costellazione costellazioni le qua- avessimo viste per la prima volta adesso, come le chiameremmo? Questa era la moca. Uno si chiamerebbe smartphone. Sì, sarebbe assurdo. Bellissimo. La Invece i costellazione greci dello ci hanno avuto smartphone. questo onore. Questo è Sagittario, esattamente. Questa di solito io mi sono confuso perché questa la chiamano teiera. Perché vedete, qua c'è il becco, qua c'è il cappello e c'è una specie di manico con una teiera. E dovete lavorare di immaginazione, però dai. E invece sì, sembra una moca. Orione sembra, in realtà è un cacciatore. Ha le spalle, ha la cintura e ha i due piedi. Uno dei due piedi è proprio Betelgeuse. E Betelgeuse è stata osservata dagli astrofisici cambiare moltissimo la sua luminosità nel tempo, negli ultimi anni. E quindi quando c'è questo cambiamento repentino della luminosità, probabilmente sta succedendo qualcosa alla stella. Quindi speriamo che esploda, perché è una stella molto vicina e ci potrebbe dire tantissime cose che magari non conosciamo ancora dell'esplosione e dell'evoluzione delle stelle. Quindi sì, probabilmente. La vedremo anche alla luce del giorno, sì, perché è molto vicina. Quasi tutte le stelle che vedete qua sono dentro la nostra galassia. Perché le stelle fuori dalla nostra galassia si vedono dentro le galassie. Cioè, quando Messier, quel signore francese, iniziò a guardare in giro, iniziò a guardare soprattutto in questa zona qua. Questa zona è la zona del beautiful greco, io lo chiamo, perché ci stanno tutti i grandi principi, re e regine. Questa è Cassiopea, la vedete? Questa M. Cassiopea era una regina, la regina di Etiopia. La regina di Etiopia che aveva anche il suo marito. Adesso io non mi ricordo bene dove sta, ma eccolo qua. Questo è Cefeo. Cefeo era il marito di Cassiopea. Andrea, Ehi, Andrea, prima di andare nel gossip di Cassiopea, ti posso interrompere? un dai, attimo? ma ci stai... No, perché è importante, perché l'evento continua per tutti i presenti, però volevo chiudere la diretta live. Siamo vai, ancora vai, live dai. su... Però su a diretta live vogliono sapere di questa cosa, secondo me. ma dobbiamo chiudere, quindi Va bene, ti devo dai, va interrompere bene. qui. Purtroppo sarai un tesoro per le persone che sono venute a vederci live. Eh. E vi ricordo a chi Di ci venire segue a online di vederci venirci invece di live, così vi prendete anche il backstage. Quindi fatemi solo chiudere l'evento di oggi, Vai, Ale. primo quarto di Quartus di Scienza. Facciamo un applauso a tutti i ragazzi che hanno partecipato oggi. Grazie al comune di Quartu, senza il quale non potremmo aver fatto l'evento di oggi. Grazie a Patrizia Zuncheddu del Nurachetiana, grazie a Marco e Nicolò per il service, grazie all'associazione ICOS che ci hanno aiutato a organizzare, a Daniele e Augusto per lo streaming. Grazie a tutti voi per essere stati qui. Ci vediamo al prossimo quarto. Ciao a tutti. Ciao a tutti per quelli online. Grazie Ale, estremo, bellissimo conduttore. Grazie. Ovviamente questo era un ciao per la gente online, per noi qui è solamente un rieccoci. Continuiamo con la storia. Continuiamo ora, allora, diciamo che sì, siamo dislocati, va bene? Siamo dislocati.